si parte anche questa mattina, 5 dicembre 2024, una mattinata molto calda sarà la nostra perché parleremo come tutte le mattine d'altronde di cose molto importanti, non di banalità, non di stupidaggini, non di cose che alle persone non interessano, ma parleremo di persone, di servizi alle persone, soprattutto di questi giovani che sono persone. Forse abbiamo diviso troppo, come dice sempre Mirella, uomini, donne, bambine, bambini, anziani, anziani. Invece dobbiamo parlare di persone. Cosa possiamo fare per le fragilità? Come aiutare queste fragilità che sono tante e non possono aspettare in eterno che tutta la politica si metta d'accordo per risolvere i problemi? Ne parleremo questa mattina con una cara persona che è Laura Licciardello. Ciao Laura, che piacere ritrovarti, rivederti. Sei sempre grintosa. Una roccia nel vero senso della parola, è affetta da sclerosi multipla, perciò non una a caso. Grazie Laura di essere con noi, saluto anche il sindaco di Meolo, Daniele Pavan, di essere qui, grazie sindaco. Sapete che la Mirella proprio vuole molto bene i sindaci, perché sono quelli più esposti nel territorio, quelli che poveretti non sanno più al mattino quando escono da che parte uscire, quale strada prendere. Ce ne sono anche che alla Mirella non vanno bene, però io cerco di invitare quelli che veramente secondo me sono nel pezzo, sono sensibili, fanno fatica a dire no, cercano di trovare una soluzione anche se è molto difficile, perché sono quelli che hanno la coperta più corta di tutti. Ma è venuto anche a trovarci Alberto Battagin, il Natale goloso, pensate Kirikou per la Tanzania, pensate cosa sta facendo Alberto per cercare di aiutare anche queste fragilità, queste persone che se qua non c'è niente, qualcuno dice, cioè vuol dire che qua c'è l'oro e dall'altra parte c'è zero. Ecco, questo è altro che niente. Allora inizierei proprio da Laura. Laura, cosa vuoi dire questa mattina? Hai un sindaco di fronte, hai una persona che si batte per le fragilità. Cosa vorresti dire? Questa mattina è dicembre, tutto bello, tutto luccica, alberi di Natale, presepi alla grande. Prego Laura. Sì, i presepi sono proprio belli, le luci eccetera, ma guardiamo anche le strade, le barriere, perché quando mi muovo io la mattina altro che non sapere se andare a destra o a sinistra, non so proprio dove andare con le ruote, le buche sono incredibilmente profonde, non c'è nessuna volontà, non c'è la volontà proprio dei politici secondo me. Dobbiamo fare qualcosa per migliorare un attimo. Noi siamo fragili, ok? Allora è inutile che la mattina mi dicano mi raccomando quando esci stai attenta, ma certo che sto attenta, ancora che me lo dici te che c'è una buca che non ci vado sopra apposta. Non ci siamo, dobbiamo fare qualcosa, i gradini alle uscite pedonali, il palo della luce in mezzo al marciapiede, ma non ci vuole una scienza, ci vuole buona volontà. La buona volontà io l'ho trovata soprattutto, per esempio nel quartiere dove abito, alla Guizza, le persone, i commercianti si sono adoperati loro stessi per agevolare la mia entrata nei loro negozi a spese loro. Quindi la volontà c'è nelle persone, magari nelle istituzioni un pochino meno. Ecco questo. Grazie Laura. Veramente mi fai venire in mente una cosa. Sindaco Pavan, perché non facciamo una corsia preferenziale per i disabili, che io odio questa parola ma la devo dire visto come è aperta. Facciamo la terza, la quarta corsia per le macchine, perché non facciamo una corsia per loro dove possono veramente girare tranquillamente senza problemi di trovare le macchine, le moto, i pali della luce, le buche, fare una bella corsia dove queste persone al mattino possono uscire, sanno che è una corsia riservata che li porterà dove devono portarli. Possibile che non ci siano mai soldi per fare queste cose? Una corsia preferenziale per voi. Cosa ne dici Laura? Sarebbe una buona idea? Un'idea fantastica, solo che sicuramente non si farà mai e non ci sono i soldi e non c'è.
Laura, mai dire mai nella vita, ricordati che in politica contano i numeri, adesso siamo sotto le elezioni, fra poco si andrà a votare, il coltello ce l'abbiamo noi, vedrai quanti sì, dopo vedremo quello che si realizzerà del sì, ma si arriveranno, dopo vedremo. Allora, Sindaco Pavan, cosa risponde alla provocazione di Mirella e a quello che ha detto Laura? Vanno fatti dei distinguo ovviamente, nel senso che parliamo di politica in senso generico, però in realtà ci sono anche le volontà di ogni singolo amministratore che governa dei territori, che nel limite delle sue disponibilità può fare, perché è bellissima la provocazione di fare la corsia preferenziale, però allo stesso tempo consideriamo che stiamo ereditando tantissime situazioni che all'epoca prevedevano progettazioni non sensibili su questi temi, perché sul nuovo che si realizza o sulle manutenzioni dell'esistente, oggi, per esempio parlo del mio comune, si tiene attenzione elevatissima proprio al tema dell'accessibilità e alle barriere architettoniche, tant'è che, adesso per dire, la Regione Veneto ha comunque erogato dei fondi, il comune di Meolo è uno dei beneficiari, per interventi esclusivamente dedicati all'abbattimento delle barriere architettoniche. Noi per esempio, essendo nel filone sportivo quello in cui hanno erogato in questo giro, ci siamo adoperati a proprio sistemare tutti gli accessi agli impianti sportivi per chi va anche solamente a visitare per assistere a una competizione, piuttosto che proprio a partecipare nelle gare per i disabili che ne organizziamo anche a Meolo. Questo ovviamente è un esempio e non è la soluzione del problema a tutto tondo, però quello che mi sento di dire è che l'orientamento di andare nella direzione di essere più attenti alle persone che non hanno autosufficienza nel muoversi o comunque sono in difficoltà motoria sta funzionando. Purtroppo la trasformazione del sistema, del tessuto dove ci muoviamo necessita dei tempi proprio di esecuzione dei miglioramenti delle opere. Ben venga a chi ha l'esercizio commerciale e pensi già in quest'ottica di agevolare l'accessibilità a chi è in quelle condizioni. Il Comune può fare la sua parte nel limite, ripeto, delle disponibilità. La signora ha detto non ci sono soldi. I soldi non è che non ci sono pochi, e quei soldi bisogna saperli spendere anche bene. Per cui ritorno all'inizio che dicevo, l'orientamento adesso negli interventi proprio di facilitazione di accesso nelle varie zone, nelle varie aree, vanno a considerare proprio queste tematiche che sono, ahimè, negli anni scorsi state tenute molto da parte e poco prese in considerazione proprio a livello progettuale. Ci sono stati fatti degli errori e questi errori devono essere ora sistemati da chi arriva ora, ovviamente. Poi sul discorso buche, guardate, quello è un altro tema ancora, cioè il fatto di fare delle sistemazioni straordinarie, manutenzioni particolari, miglioramenti è una cosa, l'altra cosa è la manutenzione vera e propria degli asfalti, dei marciapiedi, e quest'altro è un altro tema ulteriormente più grande e più complicato. Lì bisogna ovviamente investire, i comuni, teniamo presente, gran parte dei comuni hanno dei limiti sulle spese che chiamiamo correnti, ma non nelle spese di investimento, nel senso che le disponibilità spesso sull'investimento, significa appunto fare opere, ha un pochettino più margine. Parlo per il mio comune, però so che il problema, diciamo, è presente un po' per tutti sulla spesa corrente. La spesa corrente è finanziare altre tipologie di iniziative, finanziare sussidi, finanziare altri filoni di intervento che non hanno una tipologia di investimento una tantum. Questa è la tecnica, diciamo, che esiste oggi sul tool, che è il testo degli enti locali, e prevede appunto questa suddivisione delle spese ben vincolate su questi obiettivi. Per cui spero di aver dato un quadro generale di come ci si può muovere per risolvere queste situazioni. Ribadisco che in questi periodi si sta andando nella direzione, a mio avviso, corretta nei nuovi interventi, nelle manutenzioni, perché la sensibilità su questi temi è molto alta finalmente. Però capisce, Sindaco, che noi sentiamo quello che sentiamo, nel senso che in Sicilia non hanno l'acqua. È un'isola attorniata dall'acqua,
però si parla di fare il ponte di Messina. Qui abbiamo fatto la pista da bob, io mi domando se era proprio necessaria, qualcuno dice di sì, ognuno fa le proprie riflessioni. Io che vivo invece le fragilità, penso che sia tutto il paese molto fragile e qua tutti quanti se ne fregano, perché abbiamo un paese che sta crollando, si sta sfaldando letteralmente, abbiamo un problema di acqua, abbiamo un problema di agricoltura, abbiamo un problema di persone con forti problemi, e Laura ne è una testimonianza, che potremmo fargli vivere una quotidianità più serena. Come dice lei, basterebbe investire. Ma se si è alzata questa manina da sotto che voleva il finanziamento per i partiti, vuol dire che qualcuno sa che soldi ce ne sono in abbondanza. Il problema è capire ogni governo che direzioni prende. Perché noi abbiamo questi diversamente giovani che non è che possano aspettare in eterno. Siamo senza RSA, non le abbiamo, ci sono delle liste d'attesa incredibili, ma anche quelle che ci sono non hanno personale. Perché? Non c'è personale, non è vero, il problema è che non si paga. In Italia chi lavora è povero. Questa è la verità. I 6 milioni di poveri, io lo dico tutte le mattine, voi lo sapete, sono famiglie che con 2 stipendi non riescono a arrivare a fine mese. Io ieri ho avuto il banco solidale aperto e con me quanti banchi, quante parrocchie, quante mense in Italia. A Jesolo è stato aperto un emporio solidale, a Jesolo, perciò vuol dire che c'è qualcosa che non torna. Allora io dicevo prima al sindaco Pavan, secondo me i sindaci, voi sapete che lo dico tutte le mattine, sono tiepidi, sono molto tiepidi. E invece in politica non bisogna essere tiepidi. Avete visto gli agricoltori quando sono scesi quei trattori? Come mai qualcuno ha fatto marcia indietro perché ha preso paura, perché i numeri cominciavano a preoccupare? Perché in politica ci vogliono numeri e voce forte. E allora qualcosa si muove. E a mio avviso voi avete la possibilità, con questi eserciti che avete, che siamo noi, ma deleghiamo voi per andare a Roma a farvi ascoltare dai parlamentari, da tutte quelle persone che noi abbiamo votato coi nostri soldi, pagati coi nostri soldi, che forse dovrebbero ascoltare di più le esigenze. Perché io quando vedo che anche un giornalista cerca di intervistare un onorevole e con sto cavolo di telefonino che magari da che altra parte non c'è nessuno, come sappiamo, ecco, non risponde, no, tu rispondi perché sei pagato per rispondere. Il giornalista sta facendo il suo lavoro e tu devi rispondere, devi fermarti e rispondere. Dove vai? Tutti fretta, tutti pieni di fretta. Lei invece la fretta, Battagin, non ce l'ha, perché a fare questo progetto meraviglioso in Tanzania capite bene che là non è problema di buche o di strade o di segnaletica, là c'è veramente un altro problema. Ci racconti un po', Baggin? Allora, grazie Mirella. Sì, noi ormai dal 2007 abbiamo questo piccolo progetto, molto piccolo, ci sono organizzazioni non governative che fanno molto di più di noi, però la cosa molto bella e molto unica di questo piccolo progetto è duplice. Uno, dico proprio queste 2 parole chiave, uno l'ascolto e 2 la pazienza. L'ascolto perché ci siamo messi veramente a disposizione di questa piccola comunità, stiamo parlando di 500 persone, 400-500 persone, pochissime, ma in un posto talmente lontano, talmente difficile da raggiungere, non c'era nemmeno la strada, c'era un piccolo sentiero, neanche visibile sempre. Immaginatevi cosa vuol dire dico solo un esempio, una mamma avere una piccola complicanza durante un parto e non avere la corrente, non avere un medico, dover fare 3 ore a piedi per arrivare al primo centro medico che, insomma, no, è difficile descriverlo perché bisognerebbe veramente vederlo, ma sono veramente molto molto semplici, con l'essenziale a volte neanche quello. Allora con questo ascolto, che dopo un incontro che abbiamo avuto con una persona che andava in questo villaggio di tanto in tanto, ci siamo messi a disposizione e abbiamo detto: ma cosa vi servirebbe? E abbiamo ascoltato le loro esigenze. Dopo averle ascoltate abbiamo detto: bene, allora
le vostre priorità sono queste: una strada che vi colleghi al resto del mondo, una scuola, perché è importantissimo dedicare risorse all'educazione e all'istruzione dei piccoli, della primaria. Lì c'è il ciclo come in Inghilterra, primaria, secondaria, sono 7 anni il primo ciclo, abbiamo detto facciamo partire una scuola primaria di 7 anni. E l'ultima cosa, che è quella che è in corso adesso e per la quale stiamo facendo una campagna di raccolta fondi proprio qui per Natale, è il completamento di un dispensario. Lì il dispensario è una specie di mini ospedale, come un medico di base, che ha una piccola farmacia con i C'era farmaci. anche qua una volta, Bagin. Visto? C'era anche qua una volta, Bagin. Ecco. E dove c'è un medico appunto di base che fa anche piccoli interventi chirurgici a volte. Siamo riusciti a completare la strada già nel 2012, nel 2017 siamo riusciti a ultimare la scuola, a fare in modo che ci fossero gli insegnanti, dall'anno dopo sono partiti. A Volontariato? Allora, queste sono tutte piccole risorse che abbiamo accantonato con la gestione, per fortuna, oculata economica della nostra cooperativa, e quelle piccole risorse le abbiamo messe a disposizione di questa comunità. La cosa bella, infatti, l'altra cosa che dicevo, l'altra parola chiave, che è la pazienza, è perché noi se andavamo là con gli alpini ci mettevamo 3 mesi a far tutto. Ma il fatto di dire questa cosa è vostra, dovete e farla. dire fate un po' voi, poi facciamo un po' noi, veniamo giù a trovarvi, vediamo come vanno le cose, insegniamo. le difficoltà che avete trovato, troviamo la soluzione. Ci è voluto più tempo, ma adesso la strada l'hanno quasi completata tutta e manca solo un tratto molto scosceso, difficilissimo, proprio quando piove là è un fiume, non ci si passa, ma neanche a piedi non ci si passa, cioè con niente. L'hanno sistemato, manca un pezzettino. La scuola, siamo andati proprio a ottobre e si sono diplomati i primi ragazzi di questo villaggio. Scusa, ci sono i bulli là? No, Ci sono le baby gang là? non ci sono le baby gang. Le baby gang sono numerosissime, però non sono gang, sono baby e basta. e sono, pensate, il 60% della popolazione. Cioè, quando abbiamo incontrato per la prima volta il villaggio, vecchi ce n'erano pochi, purtroppo, perché comunque la speranza di vita media è più breve. Ma vedere questa moltitudine di bambini di tutte le età, e devo dire anche la verità, nonostante le difficoltà di una vita comunque faticosa, perché non abbiamo tutti gli agi e i servizi che possono offrire i comuni del Veneto, ma una leggerezza, una tranquillità nel condurre una vita semplice è bello. Allora, Bagin, io avrei potuto anche mandare dei video, tanto che lei parlava. Invece io voglio a casa, siccome dico sempre non sentite, ascoltate, che ascoltino Bagin le parole che dice, e ognuno a casa, nel momento che Bagin parla, pensa a quello che sta raccontando. Vede la strada che non c'è, vede un pezzetto di strada fatta, vede queste persone lavorare, vede questi visi che sorridono sempre nonostante tutto e nonostante tutti, e si fa un'idea. Perché se noi mandiamo sempre il video passa, mentre invece tu devi cominciare a far lavorare il cervello. Sono qua, mi sto lamentando di cosa? Senti cosa sta raccontando Bagin, come vivono queste persone, che poi molti quando arrivano qua sono visti non male di più, vanno al suo paese. Ma anch'io avrei preso un barcone se fossi nata là, perché non è che posso prendere il passaporto o l'aereo come qualcuno pensa, perché non ho neppure i documenti, non ho niente, non so neanche cosa siano. Eppure c'è ancora questa, e qua chiedo al sindaco, questa cattiveria, arroganza, questa veramente presa di posizione che il diverso fa paura. Io ne parlo perché spero che cambi anche il mondo, cioè dobbiamo iniziare a capire che dobbiamo, come una volta, come si faceva una volta, accogliere, ecco, la comunità,
fatta di persone per bene. Io non penso che arrivino tutti delinquenti, tutti spacciatori, tutti stupratori. Io penso che arrivino delle persone che hanno deciso veramente di cercare un posto migliore. Come io non so se il nostro bravo regista Italo Morao riesce a mandare quella foto che ho trovato, poi leggerò anche tutto l'articolo perché è una cosa che fa rabbrividire, perché fa capire chi eravamo noi e cosa abbiamo fatto anche noi. Ma soprattutto queste persone, sia quelli che abitano qua, che vivono qua come Laura, i nostri diversamente giovani, non hanno tanto tempo di aspettare il sindaco, hanno bisogno di risposte immediate. Queste persone, se non prendono questi barconi in qualche maniera arrivano, muoiono. Non c'è niente da fare. Per una minima cosa là si muore, perché non c'è niente, l'ha detto Bagin, medicinali hai voglia? Ecco, non c'è neanche la strada per arrivarci. Forse tutti quanti se diventiamo più buoni, anche il mondo cambia. Cosa dice Laura? Io sono rimasta senza parole a sentire il sindaco Bagin, perché è una cosa che mi rendo conto nella mia disabilità di essere molto fortunata a vivere in questa parte del mondo. Dobbiamo rendercene conto tutti. Sono parole che fanno venire i brividi solo a sentire. Non ci sono le medicine, ma vi rendete conto? Non c'è medicine, strade, l'acqua. Complimenti ancora, e dobbiamo proprio fare un piccolo esame noi stessi e stare attenti a quello che diciamo. Abbiamo il nostro Rinaldo da Venezia, poi andiamo dal sindaco di Meolo, perché anche lui voleva dire qualcosa, perché è una persona molto sensibile, poi che vive il problema, perché dal sindaco vanno, perciò sappiamo di cosa parliamo. Vai Rinaldo, veloce! Ciao Mirella, ciao. E buongiorno ai tuoi ospiti. Innanzitutto saluto la signora Laura, che mi fa piacere vederla, e sempre in primo piano anche lei che si dà da fare. E dopo il problema dei disabili, i miei italiani facciamo schifo, nel senso che promettiamo, ma se uno di invalido e ha bisogno della carrozzeria, della strada, ti può farla fra 10 anni, fra 15, quando che è amore. Ma di cosa stiamo a parlare? Facciamo alla fine di cosa sia mai, la roba che non mi ricordo il nome, comunque è una vergogna. Sta gente bisogna aiutarla, non parlare, dimostrarli. Non siamo il circotoni. Quello che serve è che siamo una nazione, un popolo, che una famiglia aiuta tutti i più malcapai, qui che ha più bisogno. E dopo qui che dei grandi che devono rilagnarsi ai suoi, vanno a suoi. Ma non se vergogniamo, devo fare strade, vado a camminare, sposta questo, sposta quello, ma cosa? Ma dove siamo arrivati? Noi ormai il mondo si è incattivito, io ho tanti anni in Mirella, sono nato qua e vera, avremo fame, ma daremo buoni, avremo fame sì tanta, ma daremo il cuore era buono, perché se aiutiamo uno con l'altro. Suo papà faceva il fornello, portava 3 pani, un poco palomo tutti. Mio padre lavorava sulle frutta e verdura, un poco palomo, ma era un'amicizia. Dopo c'è anche bastonare, qualche peala, ma il cuore era buono della gente. E poi adesso i giovani non conoscono la fatica, perché è tutto fatto, tutto pronto, ma la fatica che abbiamo fatto noi altri. Io ho cominciato a lavorare a 11 anni, arriviamo a 77, ma non un lavoro di ufficio e roba. Io lavoravo con le barche, scaricavo miele di tonnellate di frutta e verdura, ma con le mani, dei muletti, tutto con le mani a Venezia. Ti impari a vivere. Siamo cresciuti, siamo diventati grandi in strada. Adesso un filo, 2 fiori. Devo il psicologo, ma noi siamo arrivati. Io ne avevo 10-12 fiori, una famiglia, quando ne aveva uno che aveva 2 fiori, erano stati vicini, perché quello si ha dato fiori solo. Dai Mirella. Grazie Rinaldo, ho sentito le riflessioni di Rinaldo, vanno avanti, il mondo è cambiato caro Rinaldo, purtroppo non si può guardare indietro, si può copiare però qualcosa della nostra storia, ad esempio i valori, le tradizioni,
i sentimenti, le emozioni. Una volta ci emozionavamo per qualsiasi cosa, adesso è difficile far emozionare questi ragazzi, perché non sono loro che hanno sbagliato, Sindaco, è la società che ha sbagliato, tutta quanta. Prego, Sindaco Pavà. Partiamo un attimo indietro al discorso che dicevi del buonismo. Buonismo, sì, termine correttissimo. Aggiungerei buonismo con fermezza, però. E se no andiamo anche in contrasto con col contributo del telespettatore di poco fa, che secondo me è un contributo chiarissimo di come la società vive questo momento, ma attenzione, perché i dati parlano chiaro. È vero che dobbiamo gestire l'immigrazione con un'ottica di organizzazione strutturata per gestire l'accoglienza nel modo corretto. Oggi però sappiamo bene che la percentuale di stupri è comunque alta per quanto riguarda l'incidenza da parte di un immigrato. Questo non è un dato che me lo invento io, sono dati statistici. Allora, cosa significa questo? Significa che stiamo sbagliando qualcosa finora nell'accoglienza, perché, diciamolo pure, c'è un problema di gestione dell'immigrazione e questo va a discapito di tutti i cittadini che sono cresciuti in questo territorio. Faccio un esempio, parliamo di assistenza sociale, parliamo di edilizia popolare residenziale agevolata. Le graduatorie oggi sono comunque riempite da parte di soggetti che sono immigrati su questo territorio. Questo non vuol dire che devono stare esclusi, attenzione, non sto dicendo questo, ma sto dicendo che se lo spazio di manovra una volta era di una certa dimensione, ora si è ridotto tantissimo, soprattutto per quelle persone come questa che è intervenuta, per esempio, che vive da una vita, ha lavorato una vita, però poi se ha bisogno si trova a dover dividere questa disponibilità di aiuti, eventualmente se dovesse mai succedere, con una platea più ampia e non che proviene esclusivamente da questo territorio, ma che comunque si è inserita negli anni. Questo è il quadro che non dobbiamo dimenticare, perché io sono abituato a guardare i dati. Se parto appunto, come dicevo, da questa situazione di incidenza di delinquenza da questo punto di vista, non possiamo nasconderci dietro a tutto questo. Dobbiamo renderci conto che si è sbagliato la politica di far entrare l'immigrato, perché altrimenti i numeri sarebbero ben diversi, dovrebbero essere dei numeri ben dimensionati in statistica come la delinquenza dell'italiano. Invece in questo caso stiamo notando che c'è un'impennata di delinquenza in proporzione, ecco, alla popolazione stanziale, diciamo, indigena rispetto a chi è arrivato come immigrazione, è un'impennata verso loro di atti delinquenziali. Cosa significa? Significa che probabilmente la cultura che noi abbiamo e la loro cultura in questo momento fa ancora fatica a mettersi assieme ed è un problema che si presenta su tantissimi fronti. Parliamo della scuola, oggi le difficoltà degli insegnanti sono anche per queste ragioni. Lasciamo la scuola un momento, poi ne parliamo anche con Baggin. Vede Sindaco, il problema è che si divide. Lei ha parlato di stupri e dati statistici, ha detto sono queste persone diversi. Perché non parliamo di femminicidi che sono i nostri, Sindaco? Perché vede, lei ha già diviso tra stupro e io le metto davanti il femminicidio fatto dai bravi ragazzi, fatto dai mariti nostri, italianissimi, dai compagni. Questi sono i femminicidi, non sono stupri, femminicidi. 80 coltellate, 70 coltellate. Questa è un'altra piaga sociale. Allora, vedi Sindaco, se noi continuiamo a dividere tra stupri e femminicidi, tra buono e cattivo, tra bianco e nero, non ne andiamo più fuori. Certo. Perché noi controlliamo la persona con la pelle scura che arriva col barcone, ma abbiamo le bande dall'est che vengono tranquillamente, che mettono a soqquadro il paese, a fuoco il paese, bloccano le strade, se ne vanno in 4-5 ore neanche a casa loro, con tutto il bottino preso, nel silenzio totale. Ma di questi non si parla perché, Sindaco? Perché avete paura di parlare di questi? No. Perché questi girano con la pistola e vi fanno fuori. Non è il barcone, l'immigrato che non ha neanche le scarpe. Non abbiamo neanche paura. Fermo, sentiamo anche Baggin. Cos'è il diverso, Baggin? Perché abbiamo sentito, ecco, c'è la paura di chi invece. Prego, Baggin. Ma allora, la questione la vedo molto più complessa del semplice, come dicevi Mirella, bianco-nero, eccetera. Allora, abbiamo messo dentro tante cose.
Ci sono tanti ambiti in cui succedono cose brutte, tante violenze avvengono in famiglia, lo sappiamo per il lavoro che facciamo. Io vengo qui per questo progetto in Tanzania, ma Chiriku opera su tutta la provincia di Treviso proprio a fianco alle famiglie che stanno passando dei momenti di difficoltà particolari e molto complicati. Vengo sul mio che ci tengo a dire questa cosa che è emersa prima. Secondo me, e penso che anche i telespettatori possano essere d'accordo, uno non andrebbe mai via da casa sua se sta bene a casa sua. Se è felice, se ha tutto quello di cui ha bisogno, le cose essenziali, ma magari anche qualcosa in più. Nessuno gli fa prendere una barca e venire qua da noi e rischiare la vita, passare il deserto e mettere a repentaglio lui e magari i propri figli, perché magari partono anche quei bambini. Quindi a me piace pensare che adesso, con quello che abbiamo fatto in questo piccolo villaggio in Tanzania, ci sono persone che vanno lì perché cominciano a trovare la scuola con dei bravi maestri, con i primi diplomati, perché dopo 7 anni si sono diplomati i primi ragazzi, quindi comincia ad arrivare qualche bambino anche dei villaggetti attorno, perché lì c'è la scuola e da loro non c'è. E speriamo di creare adesso anche con questo dispensario un circolo virtuoso dove oltre all'istruzione arriverà anche la salute, ridurremo il rischio di mortalità infantile. E magari se qualcuno diventerà un bravo dottore arriverà anche qua e magari ci curerà, sindaco. Visto che, perché è inutile che ce la giriamo così, andrà sindaco. E vi dico una cosa, noi adesso anche a ragione a volte ci lamentiamo tanto della nostra sanità, ma vi dico questo a proposito di descrivere. Se tu in Tanzania devi andare in un ospedale, oltre alla strada che devi fare devi portarti una coperta, devi portarti il cibo da mangiare perché te lo devi fare finché sei in ospedale tutti i giorni che hai. Se ce l'hai. Devi comprarti le medicine che ti daranno poi i medici, gli infermieri. Se devi cucirti perché hai una gamba aperta, ti devi portare ago e filo da sutura. Io penso che solo questo basti a spiegare quanto bene vada da noi e quanto vada di là. Pubblicità. Basta dall'altra parte le lettere inviate in patria dai nostri emigrati a far cogliere l'amara verità, come quella che il 20 novembre 1887 Antonio, Luigi e Felice Tacchetto, originari di Oderzo e trapiantanti a Santa Maria Boca de Monte in Brasile, scrivono al fratello rimasto in Italia chiedendogli di andare dal nostro padrone a dirgli che noi siamo con gli occhi piangenti in ginocchio pregando la sua bontà, che avemo tutte le nostre speranze in Lui e lo preghiamo che ne leva da questo pene, che ne faccia tornare in Italia, che quando saremo là sì, agosteremo a qualunque sua condizione, anche lei è proprio quello che c'è scritto, Con la nostra vita pagheremo le spese che incontreremo a venire alla patria. Cosa vuol dire? Poi lo leggerò tutto una volta. Guardate, un articolo bellissimo che forse qualcuno dovrà riflettere. Vuol dire che, come ha detto il nostro caro Battagin, se stai bene stai là. Se stai male cerchi di trovare una soluzione per migliorare la qualità di vita. Perché qui c'era la miseria, no? La povertà, la miseria. Ma quando ti rendi conto che dove sei arrivato non ce n'è per nessuno neanche là, vorresti tornare indietro, ma non hai niente, ti hanno tolto anche il passaporto, non hai più niente, devi rimanere là. Allora questa patria è il paron, digami paron che voglio tornare, che pagherò, lavorerò sempre e lo ripagherò col mio lavoro, non voglio altro, voglio solo tornare a casa. Ecco, queste sono le parole dei nostri immigrati, qualcuno è rimasto là, molti sono morti che parlano ancora il nostro dialetto veneto, che i paesi si chiamano come i nostri paesi. Capisci, Battagin, che faccio fatica a capire perché non si vuole ricordare la storia. La storia che hanno vissuto i nostri, basta leggere i numeri, li leggeremo perché è bellissimo l'articolo.
non si riesce ancora a capire che abbiamo bisogno di persone, qualsiasi colore, qualsiasi età, che dobbiamo insegnargli, come hai detto tu, il lavoro, lavorare, perché loro sanno lavorare, a mio avviso, perché io li vedo. Il problema è che non hanno gli strumenti che abbiamo noi, non hanno la tecnologia, ma sono bravissimi agricoltori, bravissimi falegnami, sanno lavorare, ma non sanno lavorare perché non li hanno con i nostri strumenti. Allora è inutile portare il trattore o la Croce Rossa se poi quando si rompe un pezzo non hanno più il ricambio, cioè cosa se ne fanno? Il problema è iniziare a lavorare. Battagli. Ma allora, sì, la storia è importante, bisogna ricordarsi questa cosa. Io sono tanto grato a tutte le associazioni dei trevigiani nel mondo, eccetera, che io conosco un po' di più, e che fanno memoria di questo dramma alla fine, perché effettivamente non c'era il pane e bisognava andarlo a trovare da qualche altra parte. E oggi sta succedendo. Tutta la storia è piena di questi movimenti, perché purtroppo tutta la storia è piena di momenti in cui un paese, una nazione, anche un'area ha delle difficoltà e è difficile sbarcare il lunario. Però è anche vero che una cosa che tanti pensano è che fra 50, 60, 100 anni e queste popolazioni che oggi scappano staranno bene come noi oggi. Non è così, non è tutta una serie di passaggi da fare per arrivare a un punto uguale tutti. Purtroppo potrebbero essere nella stessa identica situazione fra 50-60 anni. Ed è vero che a noi, con l'inverno demografico che viviamo, fa sicuramente avere delle energie nuove per tutto, in realtà, mica solo per le nascite, mica solo per le pensioni, anche proprio per una vitalità. Un paese che non fa figli è un paese che sta morendo, no? È una nazione, un popolo che sta sparendo. E quindi da un certo punto di vista a noi fa comodo che arrivino. Certo si pone un problema importante poi, quello dell'accoglienza e di come far entrare queste persone dentro al nostro tessuto in modo che possano esprimere il meglio di loro stessi, non il peggio. Perché prima parlavate di cose brutte, ma ci sono anche tanti imprenditori stranieri che aprono piccole aziende, o anche pensiamo ai nostri che hanno aperto aziende che dopo sono diventate grandissime negli Stati Uniti, in Brasile. Quindi c'è qualcuno che o perché parte o perché trova un contesto che non lo sostiene, che dopo va a finire male, ma ci sono anche tanti esempi di persone che comunque contribuiscono pagando le tasse, portando i figli a scuola, riempiendo le classi delle nostre scuole che rischiano di chiudere, insomma. Che vanno in soccorso anche delle persone se vedono un caso magari Bravissimo. estremo, particolare. Laura, cosa dici tu? Che idea ti sei fatta? Dopo quello che ho detto anch'io, ho letto queste parole veramente struggenti, queste lettere che arrivavano, queste persone che volevano ritornare in patria e non potevano. Prego. Dobbiamo cercare, come hai detto te, dobbiamo cercare di aiutare tutti. Le persone che vengono in questo paese di colore, no. Dobbiamo cercare di integrarli, insegnare la lingua subito. E poi loro, secondo me, sanno fare tante cose. Proprio a livello manuale, quello che sta mancando, continuano a dire mancano i manovali, mancano i falegnami. Quelle persone senz'altro arriveranno. E comunque tengo a precisare sempre che siamo nati nella parte giusta del mondo. Ascoltando quello senza le strade, senza gli ospedali, senza le scuole. Ma vi rendete conto? Io mi sento fortunata nella mia disabilità. Vi giuro che ho preso un calcio in bocca sentendo queste cose. Sono fortunata e non dico altro. Nadia da Treviso, vai Nadia. Ciao Mirella, Ciao. Buongiorno ai tuoi ospiti. Niente, quando vedi queste cose rammarica tanto. Vedi che hanno ascoltato? Perché ho pensato anche tutti quei soldi che di Teleton, delle varie associazioni, quando vengono raccolti, dove vanno a finire?
perché io non vedo tutto questo benessere in altri paesi. Li raccolgono proprio in base a questi paesi. Dove vanno a finire? Dopo volevo dire un'altra cosa. Allora ieri ho letto che il comune di Treviso ha fatto una delibera 180.000 euro per dare la carta spesa ai dipendenti e abbonamenti della MOM. Ma ci rendiamo conto, se sono in servizio al comune, perché devono dare questa carta spesa e abbonamenti della MOM? Non trovo giusto. Quei 180.000 euro dovevano fare, come adesso io per sfortuna ho bisogno di andare ogni settimana all'ULSS in Borgo Cavalli e mi devo fare accompagnare. C'era 2 anni fa, avevano fatto in gestione col taxi, chiamavi il taxi, ti portava in Borgo Cavalli e dopo veniva a prenderti. Queste sono cose che devono fare, non dare la carta spesa ai dipendenti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Abbiamo sentito anche la riflessione della nostra Nadia. Sindaco, ecco, lei è in prima, è nel pezzo di quello che dice Nadia. Come commenta questa telefonata? Ma allora, non conosco perfettamente il bilancio di Treviso, però tenete presente una cosa, quel finanziamento di questi 180.000 che dice la signora comunque entra nel novero del welfare aziendale, che può essere anche applicato sul pubblico, e attenzione, non è una extra che viene dato, perché fa parte sempre di un fondo destinato ai dipendenti che in altro modo sarebbe andato a essere comunque destinato per diritto di contratto collettivo nazionale del lavoro, non per decisione politica dell'amministratore o cosa, e attraverso queste forme di welfare si riesce a raggiungere diciamo così, il contributo senza dover applicare una tassazione come se fosse un reddito che va in busta paga. Però se non fosse stato creato sotto questa forma di welfare sarebbe finito comunque all'interno delle buste paga e quello sarebbe stato comunque sottoposto a tassazione ordinaria fiscale. Mi premeva precisare questo perché ho capito che da fuori sembra che, diciamo, il comune dia un extra in più ai dipendenti. Non è così, è sempre una base contrattuale da contratto collettivo nazionale del lavoro che eventualmente una quota di questo può essere erogata sotto forma di buoni proprio per alleggerire la tassazione fiscale poi sul reddito in sostanza. Allora, Sindaco Pavan, ormai il tempo è terminato, avete visto questa ora è volata, mi fa molto piacere perché ha sentito anche Battagin come hanno ascoltato a casa, anche se non c'era il video, ecco, si sono proprio immedesimati nella situazione che lei raccontava e mi fa molto piacere perché io lo so che c'è questa grande attenzione verso le parole che gli ospiti dicono e spiegano. Qual è la cosa, secondo lei, Sindaco, ormai è fine anno, che le dispiace di non aver fatto? Un sindaco, penso per tutti i sindaci, dispiace di non aver potuto accontentare il 100% delle richieste che riceve dai suoi cittadini. Purtroppo devi fare i conti con tanti aspetti burocratici di bilancio, eccetera, e purtroppo ti trovi a dover dire anche no a determinate esigenze che gliele dici col cuore in mano. Cioè la difficoltà di decidere su temi importantissimi e molto rilevanti sulle persone, però sei obbligato a prendere una decisione, non puoi accontentare tutto. Questa è la parte amara di ogni anno, di ogni esercizio che si conclude. Hai la buona volontà, l'ottimismo di riuscire a sistemare nell'anno successivo che verrà, però ho visto già che insomma ogni
ogni chiusura d'anno si porta dietro delle delusioni nel dover non accontentare il 100% dei tuoi cittadini, tutti i cittadini ovviamente, perché il sindaco, ricordiamolo, è il sindaco di tutti i cittadini e lavora per il benessere di tutti i cittadini. Purtroppo è anche il parafulmine di tantissime difficoltà che ogni cittadino vive e che trova riferimento in lui, anche uno sfogatoio capita e stai lì e cerchi di aiutare. Purtroppo non riesce ad aiutare tutti, questo è il rammarico più grande che c'è. Sindaco Pavan, cosa vorrebbe trovare sotto l'albero di Natale da parte del governo se dovesse ricevere un regalo? Da parte del governo? Da parte del governo, ma a me basta che, per esempio, anziché applicare ai comuni l'IVA al 22%, la applichi al 20%. Magari un 2% in meno di IVA sui nostri bilanci comporterebbe la possibilità di aiutare tante altre persone con servizi alla persona dedicati. Faccio un esempio, piuttosto che una sburocratizzazione delle cose. Quella è ancora più facile. Avete capito che non chiedono la luna, sono cose che a mio avviso si potrebbero fare. Abbiamo Marco da Venezia, poi salutiamo il sindaco Pavan. Vai Marco! Sì, salve, buongiorno. Buongiorno. Volevo intervenire sull'argomento della trasmissione, in quanto sono anch'io disabile. Devo dirvi alcune cose. Ogni anno è sempre più difficile per noi disabili, oltre ad accedere ai servizi più elementari delle pubbliche amministrazioni, anche da parte dell'ASL e quant'altro, perché si fa sempre Vediamo più se difficile. riusciamo a alzare un po' il volume, vai. Sì, si fa sempre più difficile per noi, perché se non abbiamo una persona che ci accompagna, se non abbiamo qualcuno che ci spiega le cose, perché le strumentazioni sono sempre più complicate e poi c'è sempre più burocrazia, c'è sempre più un livello diciamo di distacco dalle nostre problematiche. Questa è la cosa. La seconda cosa è che i costi ormai che devono subire le famiglie dei disabili, perché ormai i disabili sono totalmente a carico delle famiglie, tranne in alcuni casi per la miseria delle accompagnatorie e delle pensioni di invalidità che ci danno, perché ricordo che la pensione di invalidità arriva nemmeno a 300 euro di un invalido, mentre la pensione minima è circa 600 euro che una persona diciamo normale prende. Io di questa cosa la devo ancora capire, perché un invalido prende solo 300 euro mentre una minima è quasi 600 euro, e questa è una seconda cosa che voglio dire. La terza cosa, e mi rivolgo, visto che là ci sono i sindaci, i rappresentanti delle istituzioni, è che per noi disabili è sempre stato molto difficile confrontarci con le istituzioni, più che altro perché, e mi ricollego alla telefonata che ha fatto prima la telespettatrice, esatto, tutti i soldi che vengono raccolti, che poi vengono distribuiti alle varie associazioni, Teleton e quant'altro, non si capisce bene dopo dove vadano a finire, perché dopo alle persone direttamente veramente non arriva quasi nulla. Ci sono delle strutture, le strutture di queste associazioni, le strutture delle istituzioni che veramente costano un sacco, la burocrazia costa un sacco, le amministrazioni costano un sacco e tolgono le risorse a noi che ne abbiamo bisogno. Questo volevo dire. Marco, tu sai di questa card dall'INPS che viene data appunto a voi per avere una facilitazione anche quando fate degli acquisti senza uscire con tutti i fascicoli? Tu l'hai richiesta, sai che c'è questa card? Certo, c'è questa card, ma devo dire una cosa, che questa card copre solo, perché io mi sono informato, adesso io ne ho diritto e ho già fatto richiesta e mi è già arrivata a casa, però copre solo una determinata fascia di disabilità, cioè i disabili gravissimi oppure quelli completamente, diciamo, che hanno inabili, quindi proprio praticamente che non possono spostarsi da casa. Sai perché ti ho fatto questa domanda, Marco? Perché vorrei capire se è l'INPS che deve scrivere che c'è questa card e basta richiederla, o se l'hai sentito per passaparola.
L'ho sentito per passaparola. Perfetto, guarda, hai già risposto alla Mirella, guarda, hai già risposto. Laura, grazie Marco, vado avanti perché devo anche chiudere. Laura, questa card tu ce l'hai richiesta, sapevi, ti è arrivata qualche comunicazione o il passaparola? Non mi è arrivato niente, né passaparola né comunicazione. E guarda che io sono molto attiva, come mi vedi. Non mi è arrivato niente. Non sapevi di questa card, Laura? No. Ecco, questo è il risultato di quello che dice la Mirella, perché qua se non si fa squadra non andiamo da nessuno. Già hanno poco, almeno quel poco che si cerca di dare, che lo sappiano, perché per scrivere 2 righe che c'è questa possibilità di avere questa card, cioè non è io che devo saperlo, sei tu che me lo devi dire che c'è. Laura, ad esempio, che è attiva, non lo sapeva. Sindaco, come ci saluta? Saluto che nell'era della informazione a 360 gradi siamo ancora in difficoltà a comunicare, questo è il principio, forse perché siamo bombardati da troppe informazioni, tante volte anche inutili, e poi i risultati sono che le cose importanti vanno ad avere meno evidenza, e quindi una riflessione su questo va fatta sicuramente, soprattutto in un'epoca di iperdemocrazia dove chiunque può farsi sentire alla pari di qualunque altra voce autorevole. Bisogna rendersi conto che forse bisogna dare un peso diverso alle qualità delle comunicazioni, questo sì. Grazie, veramente grazie al sindaco Daniele Pavan, sindaco di Melo, di essere stato con noi. Speriamo che riesca a capire l'importanza di fare squadra con tutti, facciamo un bel squadrone, sindaco, perché parla in campagna elettorale, parla sempre di far squadra, ecco, come siamo a farla prima noi altri? Preveniamo, facciamo prevenzione di una squadra che aiuti. Grazie, mentre Battagin rimane ancora con noi qualcosa, perché dobbiamo parlare ancora di queste importanti iniziative che ci sono. Ieri avevo Laura Efrichian col fratello, che anche lei sta facendo una scuola in Kenya, perché queste sono le cose che servono, i pozzi, i famosi pozzi, e sta anche lei raccogliendo fondi per cercare di capire che forse dobbiamo formare anche là, però con le cose giuste e le persone giuste. Grazie, pubblicità, grazie Laura, buona giornata. Ti farò sapere per la card, ma informati anche tu all'INPS, che vedrai che qualcosa arriva. Grazie. Grazie a voi, arrivederci. Partirono a migliaia, 150 anni fa, portando con sé solo una valigia di speranze. Era l'inizio della grande migrazione oltreoceano, che nel giro di pochi decenni avrebbe svuotato l'Italia di milioni di persone. Sabato 30 novembre, a ricordo di quell'esodo di massa, dallo stesso porto di Genova, dove allora si erano imbarcati sul vapore Sofia, i primi nostri connazionali, 400 circa, salperà una nave dalla costa di Adema per rievocare l'evento con un'iniziativa significativamente intitolata Crociera delle Radici. Il 21 dicembre approderà a Santos, in Brasile, che all'epoca era il porto di entrata delle grandi ondate migratorie, dove è prevista la celebrazione di una giornata nazionale dell'emigrante italiano. Ricordare la storia. Io questa mattina ringrazio veramente Gianni Zappador, grazie Gianni di essere qui, che è figlio di un centenario, esule, che il grande sogno di Gianni sarebbe riuscire a intervistare il suo papà, a raccontare questo esodo, questo esule che è arrivato, che hanno lasciato tutto, che sono scappati, e soprattutto quello che provavano queste persone. Ecco, io quando Gianni me la raccontava, Gianni anche fa parte del direttivo dei Veneti Scacciati dalla Crisi, anche un volontario, capivo che dentro questo figlio, questo ragazzo, c'era la volontà forse di rivivere l'emozione anche col papà di questi racconti. Raccontami papà, cosa è successo? Prego Gianni. Allora, verso i 20 anni, nel paese che si chiama Verteneglio, dove viveva mio papà con la sua famiglia, suo padre, sua madre. Prego? Dov'era questo paese? In Istria, a una 60ina di chilometri da Trieste.
E nel periodo della guerra l'Istria era invasa da, cioè Stato italiano, però con invasione germanica, tedesca, militari italiani e militari titini, partigiani italiani, partigiani slavi, per cui il primo che ti prendeva ti arruolava. Mio padre non voleva fare la guerra, anche perché non poteva essere preso o dai titini, poteva essere preso anche dai tedeschi, e non era detto che potesse, diciamo, essere arruolato con i militari italiani. Per cui decide di andarsene, anche perché ci sono stati, diciamo, vari tentativi di essere preso, imprigionato. È stato anche un paio di volte imprigionato siccome era all'epoca, aveva il diploma di maestro, quindi era un intellettuale, quindi una persona un po' pericolosa e rivoluzionaria. Perché era un maestro? Sì, perché era un maestro, sì. Allora decide di andarsene. Col diploma di maestro fa domanda e viene, diciamo, viene dato un seggio a Sastino di Livenza, dove va come maestro e diciamo, continua la sua vita, diciamo, da persona normale dopo aver finito la guerra. E cosa ti raccontava il tuo papà? Allora, mi raccontava che una sera era una festa di paese, una sagra, così, e lui era con una ragazza così che chiacchieravano, e a questa festa vede delle 3-4 persone che secondo lui erano della polizia segreta, l'OSNA, ecco, i quali, diciamo, andavano in cerca di persone che secondo loro erano pericolose, e chiaramente le imprigionavano, in qualche maniera gli facevano un interrogatorio e poi sparivano. A volte li trovavano un po' come Regeni, ecco, e a volte li infoibavano. Allora vede queste 3 persone, si prende un po' paura, si insospettisce. Le antenne escono? Sì, e lascia la compagnia dov'era e si avvia verso casa. Si gira, vede che queste persone qua lo seguono. Allora va verso casa. In quel periodo abitava a Cittanova e faceva il maestro a Cittanova, aveva una stanza, va verso la sua stanza, va verso la casa dove c'era questa stanza. E sale le scale, apre, fortunatamente aveva 2 chiavi, con la prima riesce ad aprire, chiude e già queste persone gli battevano alla porta. Era il primo piano, dice qua è meglio che fu, salta dalla finestra e scappa verso i campi, insomma fuori dalla città. Viene rincorso e a un certo punto riescono a prenderlo e lo mettono dentro una macchina. Lo fanno sedere nei sedili posteriori e sia dalla destra che dalla sinistra c'erano questi 2 che lo ricorrevano e gli mettono una pistola, uno sulla tempia destra e sulla tempia sinistra, e lo portano in carcere. Là lo interrogano, lo lasciano là
E mia nonna viene a sapere di questo fatto, era una donna abbastanza energica e aggressiva, e allora va, adesso non so cosa c'era, dove c'era questa prigione, e dice: ma perché mio figlio è incarcerato? Cosa ha fatto? Cioè, qual è la motivazione del... detto, fategli un processo, fategli delle domande, fate qualche cosa in maniera tale, se è colpevole lo tenete, se non ha niente a che fare con, lo liberate. E difatti dopo qualche giorno è stato liberato. Da là lui dice: papà, mamma, io vado via, perché questa volta è andata così, la prossima non si sa cosa mi succederà. Allora io ringrazio tantissimo il dottor Simone Borile di essere con noi. Ecco, giudice, lei sa quanto io ci tengo alla sua presenza per parlare sia del passato che del presente. Ecco, i carceri, si parlava con Gianni adesso che raccontava di questo papà che adesso è centenario, ancora la fortuna di averlo vicino. È un figlio, anzi una famiglia che veramente cura veramente questo scrigno che hanno prezioso. Ma com'è la situazione, dottor Borile? Qui c'è una confusione tale che non si riesce a capire chi è il diverso. Prima il sindaco Pavan diceva: gli struppatori sono tutti stranieri, sono tutti emigrati, e io gli ho risposto: i femminicidi sono fatti da italiani quasi sempre, da padri di famiglia, da mariti, mogli, perché se cominciamo anche a dividere su queste cose non ne veniamo fuori. Com'è la situazione invece del suo importante osservatorio? Queste carceri minorili che io continuo a dire che non dovrebbero esserci, che dovrebbe essere fatta una rieducazione all'esterno, più scuola, più sport, più lavoro, ecco, e vediamo cosa sta succedendo. Prego, dottor Borile, grazie sempre per veramente essere sempre nel pezzo con noi. Prego. Allora, guardi, la componente, lei ha detto bene, ha sottolineato che la componente etnica è relativa fino ad un certo punto. Il 90% dei femminicidi in Italia viene compiuto da soggetti di nazionalità italiana, e questo è un dato incontrovertibile. Poi c'è un altro dato, che è quello relativo eventualmente a dei maltrattamenti, a degli abusi. In questo caso noi ne veniamo a conoscenza nella misura in cui abbiamo una denuncia. Ricordiamo che c'è il famoso numero oscuro, in criminologia si dice questo, in cui c'è una non comunicazione e quindi non denuncia di reati, e pertanto noi non possiamo ovviamente quantificarli in quella che è la nostra statistica nazionale. Quindi dobbiamo tenere presente che episodi di violenza intradomestica o situazioni anche intrafamiliari in cui l'adolescente è complicato, in cui l'adolescente eventualmente attua dei comportamenti a volte antisociali, ricordiamoci in ogni caso che non sempre questi sono oggetto di denuncia, quindi non rientrano nelle nostre statistiche. Questo è un primo assunto fondamentale. Il secondo assunto su cui vale la pena intervenire, secondo me, è che l'adolescente è in una fase particolare. Quando lei giustamente diceva proponiamo dei modelli alternativi di rieducazione, questa è una cosa intelligente e saggia nel dire. Perché? Perché noi non dobbiamo pensare che l'adolescente abbia già maturato una personalità. La personalità in termini clinici si matura nell'età adulta e sono dei tratti a volte molto inflessibili, di difficile modificazione. L'adolescente invece vive ancora, ma proprio per sua natura, in una fase di continua evoluzione, e dobbiamo, dal mio punto di vista, lavorare sul far capire come la condotta antisociale, deviante o criminale a volte non sempre produce quello che è un raggiungimento di un obiettivo, perché il problema è questo, cioè noi dobbiamo allontanare quella che è una strategia deviante
dalla quella che potrebbe essere una normalizzazione della condotta. Le faccio un esempio molto pratico, a me piace essere pratico da questo punto di vista perché mi possano capire. Se all'interno di una baby gang o se all'interno di un gruppo il giovane che già per sua natura, per la sua età, tende ad allontanarsi dal controllo genitoriale e sentire la necessità di confrontarsi con i suoi pari, e questo succede a tutti, è una fase tipica dell'adolescenza, l'allontanamento dal controllo genitoriale per una sua autonomia e emancipazione. Ma se all'interno di questo gruppo, in cui loro si sentono condividere valori, comportamenti, script comportamentali, accade che il giovane compie un'azione antisociale, d'accordo? Ecco, ruba un cellulare, le faccio un esempio pratico. Il gruppo, anziché sanzionarlo, fuori i genitori, la società lo sanziona. Dentro il gruppo può accadere che dice: tu sei in gamba, tu sei figo, perché non me ne prendi uno anche a me la prossima volta? Questo tipo di meccanismo, che è pericolosissimo, si chiama rinforzo. Si chiama feedback circolare positivo, cioè l'azione deviante diventa oggetto di gratificazione all'interno dei pari, il giovane ha bisogno di stare all'interno dei suoi pari perché è un processo di crescita dell'adultità. E in questo contesto accade che l'azione deviante diventa funzionale, gratificante e lo emerge, viene considerato, cioè tutto quello che è la normalità fuori, le norme giuridiche, la scuola, il biasimo genitoriale, gli insuccessi scolastici, lo portano a vivere una forma di ostilità verso quella modalità di comportamento perché è dettata da insuccessi. Dentro il gruppo il giovane, attraverso la devianza, l'antisocialità, la ricerca di autonomia, può intraprendere dei percorsi devianti perché per lui sono gratificanti, quella gratificazione che dalla cultura esterna non trova. Ed è questo, quindi, in risposta anche alla sua domanda molto aperta, su cui noi dobbiamo lavorare, cioè far comprendere ai giovani di far uscire da quei circuiti, d'accordo, e ricreare loro dei modelli di vantaggio che siano corretti, che non siano basati sull'antisocialità. Dobbiamo farli uscire da quei contesti disfunzionali, purtroppo, ma molto frequenti, le famose compagnie di una volta, questo mi sto riferendo, no? In cui uno ha bisogno di essere considerato, si sente autonomo, emancipato. È un periodo delicatissimo, perché la frequentazione con i pari diventa determinante nel considerare un'azione antisociale utile. L'antisocialità, la devianza può in questo momento adolescenziale essere un motivo per loro di gratificazione, di autonomia e di indipendenza. Capite perché è importante ascoltare il dottor Borile? Dottore, la interrompo un secondo solo, se non mi cade la linea. Abbiamo Mirko da Padova. Vai Mirko. Buongiorno signora Mirella, e sempre un carissimo saluto ai suoi ospiti. Mi permetto di dire che a volte quando ascoltiamo questi politici facciamo anche fatica a capirli, perché parlano sempre un linguaggio non facile da capire per noi poveri cittadini. E allora quando parli con i sindaci hanno mille difficoltà, non hanno mai soldi, sono poveri, sono questo, sono quello. Poi parli con i politici, anche questi non sanno più, non hanno soldi, però poi senti stanziamenti di 150 milioni, 100 milioni. Guardavo ieri sera la trasmissione su Rete 4, ne ho viste di tutti i colori, non parliamo al sud che è una cosa vergognosa, e poi parlano dell'autonomia veneta che è una cosa ancora più vergognosa. Ecco, quello che io resto esterrefatto, ma se ci sono tutte queste problematiche, allora il sindaco realmente, se non ha potere, non ha funzioni, ma solo dei poterini, cambiamo, diamo un'altra figura, facciamo un'immagine diversa, prendiamo un prefetto, mettiamo una macroregione, facciamo qualcosa dove che una persona domani mattina c'è una cosa da fare, lo fa.
abbiamo visto che a Vigo d'Arzere, a Padova, c'era questo appartamento che è stato occupato, il quale i carabinieri non sapevano dove girarsi, il sindaco non sapeva cosa fare perché Giordani ha detto che non sapeva cosa fare, Bonavina, assessore alla sicurezza, ha detto io non posso farci niente, e il giorno dopo il ministro, che adesso mi sfugge il nome, decide che va risolto il problema e in poche ore i signori che sono dentro, che sfasciavano, che spaccavano, hanno deciso di andarsene serenamente. Grazie Mirko, devo correre, no, non ce la faccio, sei stato molto chiaro, grazie veramente Mirko, ecco, tutti voi per far capire anche le riflessioni a casa. Allora, dottor Borile, io questa mattina ho Alberto Battagin, che ha un progetto molto bello per la Tanzania, per cercare di fare queste scuole, di aiutare questi ragazzi a formarsi. Allora, la mia idea è anche questa, dottor Borile, so che io sempre sparo troppo forte, troppo in alto, ma io ci provo almeno dico provo. Perché non portare questi ragazzi a fare queste scuole? Li premiamo, li portiamo a fare un bel giro, ecco, 2 da una parte, naturalmente con gli educatori, non da soli, naturalmente con persone competenti che li abbiamo volontari preparatissimi, è vero Battagin, in tutti i settori, perché io sono dell'idea che finché li teniamo qua, con le leggi che abbiamo, con quello che gli facciamo fare, lei sa che io sono contraria alla borsa della spesa, a portare a spasso il nonnetto, che poi trovo il ragazzo da una parte e il nonno dall'altra, la borsa chi se ne frega, quando ho finito ritorno dai miei amici e faccio quello che ha detto lei, magari frego anche un altro cellulare per un mio amico. Forse, ecco, dovremmo fare questo, toglierli da quello che è la loro quotidianità, che è delinquere, fare del male, perché li facciamo troppo eroi e stanno diventando sempre di più. Io sono convinta, dottor Borile, che dobbiamo fermarli in qualche maniera, perché non sono tantissimi per il momento, ce ne sono, ma ci sono di più i bravi ragazzi, quelli che si comportano bene nella scuola, nel volontariato, perché capisci, io che parlo assieme a questi ragazzi e sentire che un ragazzo ha appeso su un attaccapanni un suo compagno e quando gli ho detto ma cosa hai fatto? E lui ha detto io mi devo difendere Mirella, se non faccio così sono loro che mi appenderanno a questo attaccapanni. Capisce che non ne andiamo fuori, soprattutto l'omertà che regna tra di loro, gli insegnanti non devono sapere niente, noi all'interno della scuola facciamo il minimo, poi ci troviamo fuori, poi i conti li regoliamo fuori e questo mi fa molta paura, dottor Borile, perché fuori nessuno li ferma, perché hanno le leggi dalla loro parte, sono minori, perciò qual è il problema? E allora io penso, dottor Borile, che anche assieme a lei, se vorrà far parte di questo progetto che sto tentando di mettere in piedi, penso che fargli fare un bel viaggio non è che li castighiamo. Ecco, sentiamo anche cosa dice Battagin. Secondo lei prenderebbe 2 ragazzi, 3 di questi, li porterebbe a costruire la scuola, ecco, a sedersi assieme su queste scuole, come ha detto lei, a vedere cosa vuol dire stare male, non avere più la droga a portata di mano, il fumo, il bere, non avere la luce, non avere l'acqua, però devo sopravvivere, non posso fare altro, devo rimanere là. Cosa dice Battagin di questa idea che ho io di toglierli dalla quotidianità? Ma sono minori, poi il dottor Borile ci spiegherà, la privacy, i genitori, se hanno fatto reato però, reato. Lo facciamo subito. Allora, ti dirò di più Mirella, abbiamo da un po' di anni un progetto che si chiama Social Day, noi li portiamo davvero lì, nel senso che funziona così. Andiamo nelle scuole, di solito superiori, c'è anche quello per le medie, però il grosso è sulle superiori. I ragazzi cosa fanno? Dicono io faccio volontariato 2, 3, 4 ore a casa di qualcuno, anche in un'azienda, a lavorare un po', c'è da sistemare il magazzino, qualsiasi cosa. Alla fine della giornata l'azienda o la famiglia, l'anziano, qualsiasi persona che ha avuto questo aiuto dai ragazzi, dona a chi di Q 10, 20, 50, 100 euro, quello che vuole. Sai, facendo partecipare qualche centinaio di ragazzi, comincia a essere qualche migliaio di euro che raccogliamo e questi soldi vengono messi in un salvadanaio. Un altro gruppo di ragazzi seleziona 6 progetti e dice, 6 progetti, scusa, di sviluppo, quindi in paesi Sud America,
Asia, Africa. E sulla base di qual è quello che vince, di primi 3 o 4, adesso non mi ricordo, mi pare 4, vengono selezionati e tutto quel salvadanaio viene diviso. Dentro a quella quota che viene destinata al progetto c'è anche un biglietto aereo per 2 di loro. Prendono, vanno, vedono il progetto. E con i genitori come la mettiamo? I genitori penso che non siano contenti. Pensa. Sì, no, l'abbiamo già fatto da un po' di anni. E cosa dicono questi genitori? Sono contenti perché per i ragazzi andare a quell'età là, poi a 16, 15, 16, 17 anni, uscire fuori, vedere cosa c'è fuori da la loro scuola, il loro comune, la loro nazione, perché magari qualcuno è un'esperienza formativa potentissima. È ovvio che anche per una questione di costi non possiamo tenerli un mese, però anche solo sperimentare la scomodità di un letto un po' duretto, non di avere l'acqua, non che avere devi la luce, andartela a prendere. Esatto. Non serve il capo firmato, la felpa, perché sono il più figo di tutti, perché è quello che costa di più. Esatto. Sentiamo anche Gianni Zappador, che è anche psicologo, cosa ne pensi di questa idea di Mirella di portare questi ragazzi a farsi un giretto, così ce li leviamo un po' di torno e abbiamo meno atti di vandalismo anche. Prego. È buonissima l'idea, anche perché sarebbe senz'altro un percorso educativo e di sensibilizzazione, perché si passa da un mondo dove abbiamo tutto a un mondo dove c'è zero, cioè mangiare, bere, lavoro forse no, ma fatica tantissima per recuperare qualche vestito, qualche acqua, qualche frutto, qualche... Perciò l'idea è buona secondo te, che ha avuto la Mirella. Dottor Borille, lei mi dirà, ma cosa dice Mirella? Ecco, sono veramente dei sogni, io sogno molto purtroppo, ma mi piace sognare, tanto non fa mica male sognare. Cosa dice dottor Borille? Ma guardi, questo progetto non è lontano dall'introduzione che ho fatto io. Questi ragazzi hanno bisogno di essere in primis rimotivati, assolutamente. 1. 2, devono essere dal mio punto di vista allontanati da uno schema comportamentale in cui, come dicevo prima, e quindi anche attenzione perché c'è una responsabilità genitoriale, c'è una responsabilità sociale, c'è una responsabilità della scuola. Non essere in grado di decodificare i malesseri e poi questi ragazzi compiono determinate azioni, ricordiamo che stanno nell'ambiente scolastico per moltissimo tempo, qui ci sono dei protocolli ministeriali che impongono a una trasmissione di sapere, ma quando è il momento di ascoltare emotivamente un ragazzo, quando è il momento di comprendere un certo disagio, tutti gli operatori scolastici sono preparati a questo e magari anche disposti a farlo. Io ho trovato dei docenti squisiti, sensibilissimi, altri magari che per obblighi ministeriali eventualmente non sempre si accorgono di certi malesseri, no? E quindi poi possono accadere delle situazioni pesanti in cui il ragazzo tende a isolarsi, a banalizzare la violenza e a servirsene per uscire da eventuali abissi in cui si trova a livello anche psicologico e sociale. Riprendere una persona, ricollocarla, rimotivarla, questo è fondamentale, rieducare i sentimenti, perché io ne ho già parlato, il progetto di metterli a contatto con chi ha meno, a far conoscere loro attraverso un'esperienza non più dei social, ma un'esperienza oggettuale di persona, significa riattivare moltissimo l'empatia e quindi è una competenza sociale, è una regolazione emotiva. Quindi il fatto di farli vivere determinate esperienze al di fuori di queste loro dinamiche, a volte molto complesse, molto difficili, che non sempre noi riusciamo, gli operatori scolastici, i genitori, a decodificare, significa un'importanza straordinaria, perché significa riattivare l'empatia, educazione ai sentimenti, rispetto per l'altro, autoregolazione emotiva, quindi si sanno comportare, riescono a capire in che contesto sono, vedono nell'altro
lo capiscono, intendono il disagio e sviluppano delle competenze sociali. Quindi far vivere esperienze positive e gratificanti perché siano un modello alternativo a quello che potrebbe essere oggigiorno un loro contesto complesso, difficile e antisociale. Grazie veramente, dottor Borille. Ecco, speriamo veramente di riuscire, perché ce la possiamo fare, bisogna fare squadra naturalmente, bisogna capire che qualcuno non deve fare un passo al lato ma un passo in avanti, ecco, e forse ce la faremo. Io vorrei chiedere a Gianni Zappador, suo papà era un insegnante e il papà, anche se ha raggiunto il centenario, è una persona che ancora gira. Gianni lo porta a convegni, lui si alza e gli dice portami qua, portami su, deve essere sempre con la mente occupata ma a livello culturale. Ecco, ma cosa ti diceva il papà quando insegnava? Lui era un insegnante, io me lo ricordo alle medie, l'insegnante di inglese, questa persona che ci colpiva perché sa, dottor Borille, lo dico anche a battaglia, girava sempre in bicicletta, vento, piova, neve, ecco, lui girava in bicicletta, ecco, dava questo esempio anche proprio di educazione civica, era una persona che poi quando la vedevi era una cosa molto bella, io me la ricordo, questa figura che ti impressionava. Cosa diceva il tuo papà quando ritornava a casa? Si parlava della scuola, si parlava di ragazzi, di giovani, com'era a quell'epoca quando il tuo papà insegnava? Com'erano questi ragazzi? C'erano sempre queste storie impossibili, ne parlava? No, non c'era, diciamo, la pseudo-delinquenza che c'è adesso. Cioè, i ragazzi erano molto tranquilli, avevano dei genitori più severi, mio padre stesso era molto severo, non si sgarrava, non c'erano tutte le libertà che ci sono adesso. I ragazzi erano ossequiosi nei confronti, diciamo, della persona adulta o anche di una persona che ha una divisa, che può essere un postino, che può essere un controllore del... qualsiasi divisa era rispettata. Qualsiasi divisa, ma anche la superiorità, anche l'anzianità veniva rispettata Andando avanti con gli anni, tuo papà cosa vedeva? Perché devo correre purtroppo, però sono queste le domande. Cosa diceva? Perché stava cambiando il mondo, la cultura anche dell'insegnamento, dei giovani. Ma diciamo che le cose sono precipitate negli ultimi 20 anni, cioè prima il mondo era più tranquillo, cioè non si vedevano questi disagi, questi atti delinquenziali che ci sono oggi. Cioè la delinquenza era molto, molto più contenuta e anche additata, cioè chi faceva qualche atto, diciamo, delinquenzava, ci si trovava. Sì. Ed eravamo anche in tanti una volta. Eravamo anche in tanti, però si veniva a sapere, quindi uno veniva additato e quindi aveva anche un po', diciamo, la vergogna e il monito, diciamo, di una società più sana di adesso. Abbiamo Renzo da Mestre, vai Renzo. Buongiorno, sto seguendo la televisione. Come sta parlando quel signore in questo momento adesso, io sono genitore e anche nonno e ho già 70 anni passati e la mia semplice impressione molto umile è la seguente. Per esempio, per quanto riguarda i ragazzi, io penso, senza colpare nessuno, ci siano due fasce, ragazzi che purtroppo non hanno genitori e quindi è un problema non da poco, nel senso da piccoli un po' abbandonati e così, e quella fascia, diciamo, di ragazzi che hanno, tra virgolette, una buona cultura, nati, vanno a scuola, sono genitori, eccetera. Senza offendere nessuno, io ho l'impressione che il 90% del problema sia dovuto, in senso buono, dai genitori, perché il discorso, mio papà analfabeta mi diceva sempre che una pianta quando la metti per terra, se ci metti il bastone a fianco cresce dritta, un domani quando vuoi drizzarla, se non metti il bastone, vuoi metterla dritta, si spezza. Quindi è una metafora per dire che i ragazzi, purtroppo, bisogna mettere i genitori
tanti, non dico tutti, non si può generalizzare chiaramente, ma tanti genitori danno tutto, come diceva quel signore con i capelli bianchi, come i miei, senza offesa per lui, che purtroppo una volta era diverso, nel senso c'era più rispetto ed educazione e con poco si stava molto felice, ma penso che sia dovuto a queste nuove generazioni, ripeto, senza offendere i genitori attuali, per carità non si può fare di un erbo un fascio, però spesso sono lasciati i figli un po' abbandonati a se stessi. L'altro giorno guardavo in TV e dicevano che il 30% dei bambini a un anno hanno già il cellulare in mano, quindi io la vedo un po' dura sotto questo aspetto. Grazie Renzo, abbiamo sentito anche Renzo da Mestre. Allora Battagin, abbiamo sentito Gianni che diceva, ricordava questa figura che aveva rispetto, che faceva anche emozionare magari quando insegnava, e soprattutto il senso di educazione civica che c'era. Ecco, il diversamente giovane veniva più rispettato, non ci si comportava così male come si fa adesso. Cosa è successo? Perché Gianni Zappatori diceva da 20 anni a questa parte, prima non eravamo così, era un mondo diverso. Ecco, questo rispetto invece che io vedo all'Emporio Solidale quando arrivano queste famiglie, con questi bambini che non chiedono mai niente, Gianni può essere anche testimone, non urlano, non gridano, non piangono, vivono questa quotidianità sempre allacciati alla loro mamma, piena di pacchi, ecco, perché sono sempre in tanti loro rispetto a noi, ma soprattutto c'è rispetto per chi dà. Ecco, tu sai che in quel momento c'è qualcuno che ti aiuta e c'è questo rispetto. Certo abbiamo anche noi dovuto mettere delle regole, però le regole non fanno paura. Noi abbiamo fatto il presepio, abbiamo il crocifisso, facciamo tutte quelle cose. Io non ho mai sentito nessuno in tanti anni, vero Gianni, che si lamenti che quando entra c'è il crocifisso o c'è il presepio. Fuori, mondo che vai, usi e tradizioni che trovi. C'è qualcuno che sta strumentalizzando. Ecco, lei come vede la situazione, Battagin? Allora, sicuramente sono cambiate tantissime cose in questi anni, in questi ultimi 20-30 anni. La società è veramente cambiata tantissimo rispetto a quella, anche a quella nella quale sono nato io, che insomma è difficile dire esattamente, trovare il problema. Sono successe tante cose. Sicuramente quella parte che dite di rispetto per l'autorità, per qualcuno che ha un ruolo, anche semplicemente vediamo che è una piaga veramente grossa. Pensiamo, non so, ma adesso anche semplicemente a quando ci mettiamo contro un voto di un insegnante che ha detto no, questo compito non va bene, ma perché un genitore deve intervenire su questo? E i ragazzi crescono dentro a questo humus, dentro a questa società e su questo noi come Chirico lavoriamo veramente su tutti i fronti, perché anche come metodologia proprio ci sono 3 fronti su cui lavorare. Il dottor Borile sicuramente è più preparato di me in questo, ma bisogna lavorare con il ragazzo, con l'1 a 1, con il io, col sé, con quello che è lui come persona. Bisogna lavorare con la famiglia perché è il primo punto di incontro con il mondo che ha. E poi bisogna lavorare con tutto quello che c'è fuori dalla famiglia. Tant'è vero che noi siamo molto presenti nelle scuole con tantissimi progetti, ma con le consulte dei giovani nei comuni. C'è questo progetto molto bello estivo che si chiama Ci sto a fare fatica, dove ci sono dei ragazzi che si impegnano e che si danno da fare. Ma ci sto a fare fatica, scusa, perché l'abbiamo visto una volta, 2, questi devono fare fatica tutti i giorni. Bravissimo. No, una volta, 2 far vedere questi ragazzi e poi non sai più. Dottor Borile, cosa dice? Tutti i giorni dobbiamo insegnare queste cose, farli lavorare, farli sudare, penare, studiare, fare sport. Voglio vedere se hanno tutta questa voglia dopo di uscire a mezzanotte e fare quello che fanno fino alle 5 del mattino. Prego, dottor Borile, devo correre purtroppo, Battagin, ma vorrei anche sentire, visto che abbiamo la fortuna di avere il dottor Borile, che non è sempre così. Prego, dottor Borile. Guardi, avete toccato anche la questione, secondo me, della delega genitoriale. Io mi rendo conto oggigiorno che abbiamo dei ragazzi che sono stati cresciuti all'interno di contesti familiari in cui vi era una attenuazione del controllo genitoriale, nel senso che i genitori oggigiorno, proprio per degli impegni che probabilmente professionali hanno,
i ragazzi sono delegati agli strumenti digitali, cioè loro apprendono, socializzano attraverso questi dispositivi digitali in cui c'è un'alterazione, un'anestesia affettiva emotiva. Loro sono abituati a guardare di tutto, guardano di tutto, anche nelle età, tra l'altro anche più giovanili, perché incominciano ad accedere a qualsiasi tipo di contenuto e lo sanno fare perfettamente. Arrivano dall'età di prima media che questi ragazzi hanno già visto tutto. Questo tipo di accesso facilitato li rende in un qualche modo onnipotenti, convinti di essere immuni da qualsiasi tipo di sanzione e non riescono più a distinguere il bene e il male. Io sono convinto, guardi, che il controllo genitoriale debba sempre esserci in ogni occasione e attraverso anche il dialogo. Prima il suo ospite ha detto una cosa centrale, fondamentale: riapriamo il dialogo con i nostri giovani, non deleghiamo il dialogo ai social, ai network. Io vado dai ristoranti e vedo che lasciano questi bambini col cellulare in mano. Vado in qualsiasi altra situazione, sono ancora di fronte a tavola con il cellulare. Allora, questo ti può mettere nelle condizioni di in un qualche modo esimerti dal tuo ruolo di controllore, però sta creando un danno enorme nei confronti dei nostri ragazzi. Non sono più abituati a comunicare, perdono completamente quello che è il senso dell'esperienza, quello che è il dialogo, la relazione, la condivisione, il rispetto per l'altra persona. Vedono di tutto, si abituano a vedere di tutto e vedono delle cose a cui loro magari possono anche ispirarsi. Quindi c'è un problema familiare e socioculturale che è enorme. Allora, io vorrei chiedere a Gianni Zappador cosa vuol dire anche vivere con un centenario, con un papà che lo vedi invecchiare, ma che ha sempre questa voglia di apprendere. Questo, a mio avviso, è anche la cultura. Ecco, questo insegnamento che ha fatto questa persona, che gli è rimasto, la curiosità di conoscere, di vedere, di capire, faccio fatica ma devo riuscirci. Com'è la vita di un centenario, come il tuo papà, di quelli che veramente che ci sono anche nel pezzo, anche se con difficoltà naturalmente? Dal punto di vista fisico è... Il bambino? Diciamo ferma, ecco. Dal punto di vista della fantasia lui continua a viaggiare. Difatti mi propone, appena sarò in grado di essere un po' più autonomo, devi accompagnarmi a finire di girare il mondo, nel senso che lui ha visto 3/4 del mondo, però c'è qualche paese ancora che gli manca, e sarebbe l'Islanda, il Giappone e una parte dell'Indonesia. Cioè lui è proiettato nel futuro? Lui è già, mentalmente ha già la valigia in mano. Cosa dice Battagin, questo uomo che a 100 anni ancora nella sua mente decide di partire, di viaggiare, di conoscere? Che bello, me lo porterei in Tanzania a vedere il progetto che stiamo facendo laggiù. E bello perché avere comunque delle figure anziane che possano dare da stimolo a tutti, non solo ai giovani, anche agli adulti. Non è che adesso i giovani sono tutti scapestrati e gli adulti sono tutti a posto in bolla. Però è come bello se in bolla. Brava. Perché avere degli adulti significativi, a proposito anche di quello che si diceva prima col dottor Burile, è importantissimo. Cioè, quanto, io lo vedo con i bambini piccoli, quanto assorbono i nostri comportamenti, il nostro modo di fare, di comportarci. Vale anche per i giovani. E com'è il ragazzo in Tanzania col diversamente giovani? Scusa Battagin, ma devo correre perché no, Mira, hai ragione. Allora, i diversamente giovani sono pochissimi, purtroppo, perché come immaginate la speranza di vita è molto più breve rispetto a noi. Di bello c'è che i giovani veri, non i diversamente giovani, sono tantissimi, e quindi c'è una vitalità e un'energia che magari qua ogni tanto non si percepisce. Rispetto?
Come? È rispetto per queste figure? Sì, e poi comunque c'è, dopo, adesso generalizzare si sbaglia sempre perché si prende sempre nel mucchio qualcuno che non è giusto, però sì, è vero che comunque c'è quel mondo un po' più normativo di regole che qua è un po' più, si è allentato un po', però è anche bello vedere che ci sono anche tante similitudini, insomma, anche là ci sono i ragazzi che fanno le marachelle, non è che adesso... Ragazzi sono ragazzi, sono bambini e fanno le marachelle come noi, cioè come tutti. 2 occhi, un Esatto. naso, una bocca, un cuore, un cervello. Bravissimo. Abbiamo Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Ma per quanto riguarda i ragazzi, l'oppressione dà il risultato opposto. Perché se io vado a fare un'oppressione su un ragazzo che deve fare così, deve fare quello, poi il ragazzo alla fine trova il modo per, magari se non gli va, ribellarsi. Piuttosto bisogna investire veramente, cioè ci vogliono soldi quei veri, no chiacchiere. In America c'hanno i college, per pagare il college i genitori devono avere i soldi, devono avere stipendi più alti, bisogna istituire, per educare, una volta c'erano i collegi, c'erano i riformatori, adesso è inutile che continuiamo a costruire non so, cavalcavia, strade, ospedali, e noi investiamo sui college, sull'addestrare la gente che dovrà utilizzare queste cose. Bisogna non solo investire in cemento, bisogna anche dare alle famiglie di mandare i propri figli a studiare al college, costruirli all'interno qua in Italia i college che ci sono anche in America. Grazie al nostro Claudio da Marano Vicentino. Io vorrei far vedere anche questo servizio al dottor Borilli, questa sentenza a Vigonovo, le reazioni delle persone, poi commentiamo. Andiamo a vedere. È un sentimento che di fatto di poco è cambiato, c'era del dolore, permane attualmente ancora del forte dolore, e questo a distanza di un anno lo avvertiamo ancora. Sono tutte occasioni con cui si torna a riflettere sulla circostanza che ha colpito tutti. Il fiocco rosso che ricorda tutte le donne vittime di violenza rimane attaccato qui nel cancello del comune di Vigonovo, dove per mesi è stata anche attaccata la foto di Giulia Cecchettini in altalena, una foto che è diventata simbolo della lotta contro la violenza di genere. Oggi, all'indomani della sentenza all'ergastolo per Filippo Turetta e il suo assassino, quello che rimane qui in questo comune dove la ragazza viveva è soltanto il dolore. In paese tutti sono d'accordo con il massimo della pena stabilito per il 22enne Turetta. È stata fatta giustizia, non porterà indietro Giulia sicuramente, però è una pena severa. Speriamo che sia anche di esempio nel futuro, che non succeda mai più una cosa del genere. Beh, mica varia anche di più. Ecco, di più avrei dato, perché alla fine era stato premeditato. L'ergastolo secondo me l'hanno preso i genitori di Filippo, nel senso che per tutta la vita gli rimarrà un rimorso, un qualcosa di tremendo. Voglio dire, in questo senso l'ergastolo può essere giusto per il fattaccio che è successo, perché chiaramente di meno non si poteva fare, però cosa risolve? Fatto benissimo, doveva dargli anche qui chi a cava. Dovevano contestargli anche l'aggravante della crudeltà? Certo, che è un ragazzo senza cervello per me. Meritava di più. È bello che l'hanno uccisa vicino a casa nostra, neanche 1 chilometro. È giusto secondo me. Alla fine era premeditato l'omicidio, anche se non voleva farlo, magari quel giorno là era comunque premeditato di farlo. Secondo me è giusto che l'abbia dato, che abbia preso l'ergastolo.
La condanna all'ergastolo per Filippo Turetta non vuol dire fine pena mai. Secondo la legge, in caso di comportamento esemplare, dopo 10 anni, ma uno è già stato scontato, quindi sono 9, gli potranno venire accordati dei permessi per frequentare percorsi formativi professionalizzanti all'interno e all'esterno del carcere. A Torreglia la famiglia del giovane è chiusa nel silenzio e il sindaco del piccolo comune dei Colli Euganei commenta così la sentenza. La giustizia ha fatto il suo corso, condivido appieno le parole del papà di Giulia. Alla fine da questo esito nessuno, voglio dire, ne esce vincente. La comunità di Torreglia però ha una famiglia, che è la famiglia Turetta, al quale cercherà in qualche modo, insomma, di stargli vicino. È una famiglia che in questo momento vive una grande ferita, una grande solitudine. Allora, dottor Borile, abbiamo sentito le persone, ecco, questo ergastolo che viene approvato, non solo quello, come la sorella di Giulia che dice, ecco, non è ammesso che sia stato tolto quel qualcosa che dava più giustizia. Com'è la situazione dal suo importante punto di vista? Siamo diventati così cattivi o vogliamo solo giustizia e la certezza della pena, ma che sia certezza? Dopo 10 anni potrà uscire a fare dei lavori. Ecco, cosa dice il dottor Borile che noi non sappiamo? Cosa ci vuole dire? Allora, non è proprio così, nel senso che lei sa benissimo che le eventuali misure alternative vengono proprio rilasciate dal Tribunale di sorveglianza. Ecco, quindi sono i magistrati ordinari più esperti che su Camera di Consiglio deliberano e non è facile ottenere misure alternative. Allora, guardi, l'ergastolo è sicuramente una pena che io definisco infinita, e allora a volte si chiede, ma questo omicidio così mediaticamente poi vissuto da tutti, perché ha avuto un impatto mediatico enorme proprio perché è commesso da un soggetto vicino a noi, commesso da un ragazzo giovane, una storia che sembrava avere una dei connotati di qualsiasi altra storia. Io vi dico che vado molto spesso nelle scuole proprio ad sensibilizzare i ragazzi, soprattutto a far capire che determinati atteggiamenti non sono interesse, ma non è un amore sano, ma diventa un possesso patologico e ci sono dei segnali che sono molto riconoscibili. Quando un ragazzo manda 200 messaggi al giorno, quando un ragazzo chiede alla propria compagna mostrami con chi sei, questo non è interesse, questo è desiderio di controllo, di dominio, di potere e quindi ha una valenza molto patologica. E quando noi siamo nell'ambito patologico poi possono insorgere dei disturbi, possono insorgere dei comportamenti aggressivi, vendicatori e punitivi, di cui non ci si pente. Questa è la cosa importante. Io vorrei dire una cosa che non è che vada, l'ergastolo era quasi scontato, visto che eravamo in una dinamica di reo confesso. Turetta aveva confessato, quindi non c'era un problema di imputabilità da questo punto di vista. Era cercare, e la Corte d'Assise di Venezia è molto sensibile a questo, il Presidente è molto sensibile a quello che è il processo di rieducazione del condannato. Il nostro sistema penale cerca, tenta di far sì che un giovane in un qualche modo, in un momento della sua vita, abbia un processo di rivisitazione critica. Ecco, questo è lo scopo per cui il nostro ordinamento penale. Poi abbiamo la gente che chiede giustizia, chiede vendetta per una ragazza che potrebbe essere la loro figlia, che ha ricevuto 70 coltellate, che è stata sequestrata, ricordiamolo, ha ricevuto 70 coltellate ed è stata gettata. Turetta non si è mai costituito, ricordiamolo. Turetta ha finito la benzina in Germania e l'hanno preso gli agenti tedeschi. Durante la fase dibattimentale, che io non avrei fatto per certi versi, proprio almeno da un punto di vista mediatico, lui ha mostrato pentimento, ha mostrato sentimento. Noi non sappiamo, non possiamo saperlo, se realmente è un sentimento spontaneo o se è stato invece guidato dai suoi legali proprio per le attenuanti,
Perché guardate che le attenuanti, secondo il nostro ordinamento giuridico penale, prevedono il comportamento susseguente all'atto doloso colposo, cioè come si comporta il reo. Questo, e da qui possono eventualmente esserci attenuanti. L'attribuzione delle attenuanti che sono state date fa sì che il ragazzo nel corso dei suoi successivi anni possa in un qualche modo iniziare delle attività professionali, dei percorsi rieducativi. Questo di fatto è stato motivato e la Corte d'Assise di Venezia è conosciuta proprio per questo. Cerchiamo di dare a questo ragazzo nel corso dei 30 anni non delle prospettive di liberalità anticipata, è molto complessa questa cosa. Adesso ho visto letture sui giornali, fra 10 anni non è così, non funziona così, né tantomeno la concessione dei permessi. Quello che si è cercato, a mio giudizio, è, senza leggere assolutamente il testo, la sentenza né nulla, proprio dai titoli dei giornali, è quello di voler dare a questo ragazzo la possibilità di redimersi e di costruire una consapevolezza per quello che ha fatto e di cercare di vivere una vita limitata, sicuramente, priva delle libertà personali, ma che possa avviare dei processi quantomeno però, di... dottor Borille, però il messaggio che arriva all'opinione pubblica che lui ha una possibilità di riscossa, mentre Giulia non ce l'ha più, Giulia non tornerà più, e il dolore della famiglia non diminuirà. Ecco, lui ha una possibilità di pentirsi se si pentirà, ma ha una possibilità. Giulia, così giovane, non ha più una possibilità, perché non c'è più e non ritornerà più. È quello il messaggio che fa paura. Sentiamo Battagin, dopo ci salutiamo perché ormai è finita l'ora. Sì, è vero, Giulia non ce l'ha più, è anche vero che questo ragazzo qua farà tutta la sua gioventù e gli anni forse migliori della sua vita in cella. E quindi questa è una sentenza comunque tosta. Ma se posso, Mirella, rispondere a due persone che hanno telefonato, a Nadia e a Marco, che ci avevano chiesto una cosa. Secondo me è importante dare una risposta su questo. Scusami, ma lo sento mio perché mi occupo di raccolta fondi per Chirico. È importante secondo me che le persone possano avere una risposta a queste domande, e anche tutti magari altri telespettatori che hanno la stessa domanda. Ma i fondi dove vanno? Ecco, allora a me piace fare questo esempio perché tante volte ci sono dei servizi, anche telegiornali o altre trasmissioni, che dicono quella tal cooperativa, quella tal associazione si è intascata i soldi, no? Allora io dico sempre, sì, come in tutto il mondo ci sono aziende virtuose, brave, che si comportano bene, trattano bene i dipendenti, non fanno trucchetti sui bilanci, e altri invece che fanno queste cose qua. La stessa cosa vale per il mondo del no profit. Allora io dico ai telespettatori, e in particolare a Nadia e Marco, chiedete. Andate, bussate, telefonate. Ma sa perché, Battagin? Perché io li ho abituati molto bene con la trasparenza. Brava. Perché i soldi che mi arrivano li faccio vedere. Ecco, siccome non sono tante le persone invece che le associazioni che devono far vedere quello che incassano e come ecco, sarebbe anche giusto far capire anche cosa hai fatto durante l'anno. E i fondi vanno dati a quelle che sono così trasparenti. Perché veramente se sono così è perché sono stati anche fregati anche nel terzo mondo, che davano questi soldi per aiutare, Veneto, e perciò ha capito che la gente ha bisogno di trasparenza e ha fatto bene a spiegarlo. Gianni Zappador, come ci saluti? Questo fatto di Turetta mi ha un po' sconvolto, e da psicologo cerco di mettermi nei suoi panni, cioè lo vedo anche un fatto come infantile, cioè, come fai a pensare che potrai effettuare questo assassinio senza essere in qualche maniera... E questo libretto buttato sul corpo di Giulia, proprio gettato sul corpo di Giulia, come lo vedi? Come atto lo vedi questo? Di disprezzo, di finalmente sono riuscito a toglierti la vita, non riuscirai mai a fare questa cosa che tu volevi? Ma là c'è, diciamo, un misto di sentimenti burrascosi che devono aver... Amore, odio, rabbia. Odio, competitività, perché lui non si è ancora laureato nei tempi in cui l'ha fatto lei.
E dopo dove scappi? Scappi per tutta la vita. Dottor Borile, come ci saluta, perché sono proprio in chiusura? Ringrazio, dovremo secondo me avviare veramente molti progetti di sensibilizzazione, perché la questione è culturale, e quindi dovremo essere in grado non solamente di sensibilizzare gli adolescenti oggi, ma di fornire anche agli operatori, alle famiglie, ai genitori, alla scuola degli strumenti di codifica del malessere dei propri figli. Noi oggi non sempre siamo predisposti, preparati, attenti, riteniamo che possa esserci introversione, invece possono esserci dei segnali su cui secondo me dovremmo tutti un po' essere più attenti. Dottor Borile, l'ultima domanda, ma gliela devo fare. Ma le carceri sono pericolose? C'è questa violenza all'interno dei carceri che noi non conosciamo e che nessuno vuole dire, perché noi vediamo anche questo, se ne parla molto poco. C'è violenza all'interno dei carceri, dottor Borile? Guardi, io posso parlare per l'esperienza che ho io qui in Veneto delle case di reclusione e le circondariali, ovviamente, in cui noi leggiamo sempre quelle che sono le relazioni di sintesi e le relazioni intramurarie. Possono esserci degli episodi, sicuramente anche di tensione a volte. Ricordiamo che il soggetto è all'interno lì H24, quindi si cerca molto spesso di dare a queste persone anche un senso del quotidiano, ad aiutarli in processi di riabilitazione, a fargli fare qualcosa in cucina, o a fargli fare comunque dei lavori, dei percorsi ed altro. Ci sono dei casi sicuramente di tensione intracarceraria, questo è normale. Quando noi mettiamo dei soggetti chiusi all'interno di uno spazio per giorni, per settimane, ci sono delle dinamiche esplosive, però devo anche dire che ci sono delle dinamiche di attenzione, ecco, non riteniamo che sia, quello su cui io punto è che vorrei che a maggior ragione fossero incentivati i progetti di riabilitazione, di ascolto, di coscienza critica. Questa è la cosa su cui io veramente pongo estremamente l'attenzione, che quelle persone siano seguite, perché guardate che c'è un problema di fondi e di personale. Grazie, veramente grazie al dottor Simone Borile. Devo chiudere purtroppo, ma la ringrazio sempre, dottor Borile, anche giudice veramente di sorveglianza speciale. Capite che abbiamo sentito una persona molto competente questa mattina, grazie a Gianni Zappador, figlio di questo centenario meraviglioso che sogna ancora di andare su un mondo che non ha ancora conosciuto, e grazie anche ad Alberto Battagin, questo Kirikou per la Tanzania, con questi progetti meravigliosi per aiutare le fragilità. Grazie, grazie pubblicità. Non riusciremo mai a considerare aventi diritto ad asilo coloro che si sono riversati nelle nostre grandi città, non sotto la spinta del medico incalzante, ma impauriti dall'alito del nemico, ma impauriti dall'alito di libertà che precedeva e coincideva con l'avanzata degli eserciti liberatori. Ecco, noi saluto Fabio Brussi, editore, figlio di un altro esule, ne abbiamo lasciato uno appena adesso, Gianni Zappador, ne è arrivato un altro, parleremo anche di libri antichi, di editoria, perciò grazie a Fabio Brussi di essere qui con noi. Saluto anche Massimo Brini, delegato al turismo alla Polizia Locale di Lignano Sabbiadoro. Grazie, veramente grazie Massimo Brini di essere qui, ci racconterà ecco cosa vuol dire invece la cultura anche in questi centri turistici. Io veramente dico che da un po' di anni è cambiato veramente il mondo, perché quando vai in vacanza veramente respiri tanta cultura, se hai voglia di imparare e di sentire, vedere cose nuove che magari durante l'inverno oppure durante il lavoro non ce la fai, quando vai in queste località turistiche, mi fa molto piacere, riesci anche a goderti queste meraviglie che abbiamo. Allora partiamo proprio da Brini. Cosa succederà cosa sta succedendo a Lignano? Ecco, questa splendida perla, non c'è solo Cortina, abbiamo anche questa perla che è Lignano, che è bellissima, ecco, durante l'inverno. E cos'è il turismo d'inverno? Prego Brini.
Buongiorno Mirella e buongiorno anche a tutti i telespettatori. Lignano è una perla anche d'inverno e con la prossima settimana, anzi con questo con il giorno 7, apriremo anche tutte le luci di Natale, il villaggio di Natale, tutta una serie di manifestazioni che dureranno da qua fino ormai quasi alla fine della prossima stagione, perché abbiamo messo su un calendario veramente di tutto rispetto e quindi ci saranno veramente possibilità sia culturali, sia di divertimento, sia anche sportive per passare delle bellissime giornate con Lignano Sabbiadoro. Cos'è la cultura per un turista? Quanta richiesta c'è anche di non solo mare, non solo spiagge, ma anche cultura e enogastronomia? Prego Brini. Sempre di più, perché il turista ormai non si accontenta più del sole, della spiaggia, del mare, ma vuole anche conoscere e vivere nuove esperienze. E sotto il profilo culturale Lignano Sabbiadoro si distingue per il premio Hemingway e per il premio Selvanenko, che sono due premi per quanto riguarda gli autori di libri. Lì ne abbiamo uno e quindi credo che su questa cosa potrà anche comportarci. Ma poi noi abbiamo gli incontri con gli autori del vino per tutta l'estate, con autori veramente di primissimo livello. Dopodiché ci sono anche delle pubblicazioni che abbiamo fatto anche recentemente che riguardano le ville realizzate e disegnate da importanti architetti che hanno fatto la storia non solo di Lignano ma anche italiana, come Marcello D'Olivo, Valle, Provino Valle ed altri. E comunque specialmente a Lignano Pineta, nel Parco del Mare ci sono tutta una serie di opere di diversi scultori, anche di fama internazionale, alcuni anche stranieri, e poi i mosaici che sono stati realizzati nel corso degli ultimi anni negli uffici spiaggia di Lignano Pineta e che danno una caratterizzazione a ogni ufficio differente. Avete sentito, sempre di più il turista ama queste cose. Allora Fabio Brussi, ecco, l'editore, la cultura, i libri antichi, questo profumo che forse molti ragazzi non riescono a capire e a sentire, ma forse perché non sono indirizzati, perché è facile dire non leggono, ma bisogna anche indirizzare questi ragazzi fin da piccoli a leggere. Una volta i genitori prima di addormentare leggevano le fiabe, queste fiabe bellissime, questi libri illustrati. Poi si è perso tutto, grande tecnologia, si parla sempre di più di viaggetti sulla Luna, ma si legge poco. È vero, non è vero? Com'è la situazione? Sì, grazie dell'invito, buongiorno a tutti. Sì, i bambini, i piccoli nell'età da giovani leggono. I bambini leggono più dei ragazzi, poi i ragazzi sono distratti da molte altre cose, ma non è un'area abbastanza forte. I bambini leggono, vengono incoraggiati alla lettura anche a scuola, perché comunque gli viene dato da leggere. Poi si disaffezionano un po' al libro, specie se è il libro cartaceo. Qualcuno poi si avventura con i vari Kindle, i vari libri in formato digitale, che comunque è un bene perché, al di là che non è il mio lavoro, ma insomma comunque riconosco che l'importante è leggere, l'importante è che quello. E dopo le donne leggono più degli uomini, così mediamente. Grazie Fabio Brussi, come voglio bene. Non Fabio voglio dire Brussi. che hanno meno da fare, allora leggono, perché questo non è vero. Però insomma comunque le donne leggono più degli uomini, perché gli uomini si inventano altri alibi. Altri alibi? Ho paura di sì. E niente, c'è comunque uno zoccolo duro di lettori che legge. Ma la cosa che comunque è noto è che a proposito di cultura sono più importanti gli aggiornamenti che non le nozioni di base. È più importante sapere cosa è successo nell'ultimo anno, negli ultimi 6 mesi, l'ultima settimana, che non sapere conoscere la letteratura e i grandi classici, per dire. Per cui si leggono, va benissimo, tanti autori contemporanei che è giusto premiarli, è giusto, però sarebbe bene anche conoscere e sapere che tante cose sono già state scritte. E riproporle adesso e leggere come se fosse per la prima volta vengono scritte mi sembra
bisogna forse perdere di tempo. Adesso io sì, forse sono di parte, perché sono più tra coloro che leggono cose vecchie che non cose che non libri contemporanei. Però ho letto un autore, ho iniziato a leggere un autore di cui non faccio il nome, ma insomma che vende decine di migliaia di copie, importante, conosciuto. Ho letto le prime 200 pagine per avere così un riscontro, ed è acqua tiepida. Questo legge, cioè, adesso non voglio andare ai grandi romanzi dell'Ottocento, per carità, ci sono cose anche dopo, ci sono anche cose dopo, però sono cose acqua tiepida. Ma secondo te, Fabio Brussi, questo è dovuto a una pigrizia che abbiamo, ecco, l'alibi, non ho tempo, l'alibi del non ho tempo, ad esempio, che non esiste, perché se vuoi il tempo lo trovi e fai quello che vuoi. A cosa è dovuto? Anche a una scarsa scolarizzazione, a questi ragazzi che veramente non sono indirizzati, tu hai detto fin da piccoli. Io dico sempre che fino a 10 anni, 8-10 anni, almeno lo dicono le persone competenti, non la Mirella, gli riempiamo di tutto e di più. Quello che decide il bambino bisogna fare, poi ce li dimentichiamo dai 10 ai 20. Non esistono più, e quella fascia là invece dovrebbe essere quella che dovremmo indirizzare, prendere per mano e capire che creatività hanno questi ragazzi, anche nella lettura, nel scrivere, nel leggere cosa hai letto, cosa ti piace di più a scuola. Noi sentiamo sempre parlare i soliti noti. Io domani avrò questo liceo che verrà, io voglio sentire parlare i ragazzi, noi dobbiamo sederci delle volte davanti, non dietro, cioè noi dobbiamo ascoltare, non dobbiamo sempre parlare, sono loro che devono dirci cosa manca, e quello che manca è l'ascolto. Secondo te un buon libro potrebbe essere anche un buon ascolto? Un libro è senz'altro un buon ascolto, un libro ci parla se noi sappiamo interpretare quello che ci vuol dire. Assolutamente, cioè, le emozioni che può darci un libro, le idee, le suggestioni, la necessità poi di approfondire quello che abbiamo letto, senz'altro sono un aiuto importantissimo. È che spesso se non si va alla fonte, non si approfondisce quello che viene letto. Si prende, si legge e è morta lì. Hai detto i bambini li ascoltiamo fino a una certa età, poi li lasciamo. E dopo li lasciamo e poi scopriamo adesso come faccio a riprenderli. Cioè, una volta che sono mollati, sono lasciati a 8-10 anni, poi non è che poi a 20 si costruisce un dialogo. Il dialogo si costruisce se da 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, c'è sempre un rapporto. Chiaramente devono essere liberi di fare l'esperienza, di sbagliare. Famoso detto che bisogna dargli radici e ali ai figli, insomma, va benissimo, però stargli a fianco, il che non vuol dire soffocarli, perché io vedo come, parlando con altri genitori, parlando con altri colleghi, insomma, che hanno magari figli, vedo come la famiglia c'è un po', poi non c'è più e viene delegata o allo sport o alla scuola. Chi ha la fortuna di farlo, di praticarlo. Di fare sia scuola che sport, però poi i genitori che hanno avuto accesso a questi due mondi, che secondo me è stato uno degli errori che è stati fatti negli anni 70, ancora che hanno fatto entrare i genitori a scuola, e delegano alla scuola, delegano allo sport, e poi non sono d'accordo con le decisioni prese all'interno di questo mondo. Allora io dico, se tu deleghi e poi dici non mi va bene, devi stargli dietro, devi seguirlo, accompagnarlo, suggerire, ma anche suggerire letture, dico letture perché stiamo parlando di libri, certo, ma suggerire attività sportive che comunque tengono lontano da tante cose e avvicinano ad altri valori. E il fatto di dare tante cose, o di avere i ragazzi scontenti. I ragazzi da 20 anni scontenti, annoiati, non so, vanno dallo psicologo, ma cosa faccio? Una domanda, penso, al base che mi è fatta: quante cose le ha dato quando era giovane, quando era piccolo? Chiaramente se gli ha dato tutto non ha più desiderio di nulla, ma il desiderio è la necessità di colmare una mancanza. Sì. Ma se io ho tutto, che cosa posso desiderare più? Niente, sono scocciato, annoiato, vado a bruciare i barboni, vado a fare qualsiasi. Questo è per eccesso, chiaramente. Però se invece c'è comunque una vita impegnata, una vita occupata, i classici valori, che stiamo qua a parlare di valori, i ragazzi non si perdono.
Assessore Brini è stato anche assessore, oltre che continua a avere queste deleghe, ed ha avuto sempre una certa sensibilità anche per quanto riguarda l'ambiente. Ecco, una cosa che noti è questo ambiente anche fiorito, bello, i colori, ma poi questa sensibilità verso il diversamente agile. Ci sono delle strutture che io veramente dico complimenti, perché me lo dicono sempre questi atleti quando li ospiti, questi atleti appunto diversamente agili, che dicono veramente che quello che offrite voi difficilmente si trova in altre realtà. Cosa è dovuta questa sensibilità di capire che forse, ecco, questo centro turistico deve aprirsi anche al mondo dei diversamente agili, quello che non è successo a Cortina? Stanno ancora inseguendo, abbiamo gli alberghi che non sono ancora a norma, perché nessuno pensava che il diversamente agile magari riuscisse a fare qualsiasi sport, riuscisse a vincere più medaglie dei normodotati e portare alte l'Italia, però siamo indietro. Ecco, lei cosa dice? Questa sensibilità da cosa è dovuta, che avete sempre avuto per creare queste strutture, Brini? Io devo ringraziare per queste cose qua l'ex presidente del CSAI regionale, Bardini, e il nostro atleta medagliato Scarpa, Veneto, e che hanno appunto frequentato le nostre strutture, hanno detto bisognerebbe farle così, così, colà, per poterle rendere usufruibili a tutti. Ed è grazie ai loro consigli che siamo arrivati a questo punto, per cui purtroppo mi tocca dire che non nasce proprio dalla nostra testa, ma dalla nostra sensibilità. E poi abbiamo raccolto tutte le indicazioni necessarie per poter fare delle strutture che potessero essere usufruite da tutti, compreso, come ho già avuto modo di dire, anche il parco giochi di Parco San Giovanni Bosco, il parco davanti alla chiesa, che adesso in questo momento si è trasformato nel villaggio di Babbo Natale, che è una cosa veramente bellissima. Invito tutti a venire a visitarla, perché i ragazzi avranno veramente la possibilità di passare una giornata felice in un ambiente sereno e molto, molto invitante. Però Brini, una cosa importante che stai dicendo è che si è riusciti a fare squadra con quelli che sapevano, con quelli che ti davano il là per risolvere il problema, perché loro lo vivono il problema e perciò trovano anche le soluzioni per farlo. Ma è così difficile fare squadre in politica per dare risposte a queste persone? Io prima ho avuto Laura che non sa neppure che l'INPS può dare la card per avere delle agevolazioni, perché nessuno gliel'ha detto. Se non lo dicevo io, lei non lo sapeva. Ecco, questo istituto che dovrebbe scrivere 2 righe dicendo c'è questa possibilità, se lei la richiede noi gliela diamo. Ecco, è così difficile fare squadra tra istituzioni, popolazione, quelle soprattutto fragili? Prego Brini. Non è semplicissimo, anche perché specialmente nella nostra località, faccio degli esempi che sono proprio sotto gli occhi dei nostri cittadini. Se fai una cosa a San Biadoro, quelli di Pineta dicono ma ci trascurate, se la fai a Pineta quelli di Riviera dicono ma noi siamo figli di nessuno, per cui fare squadre e riuscire ad accontentare tutti diventa sempre più difficile. Una volta facevo una cosa a Lignano ed era per tutti, oggi la vivono in maniera più settoriale, perché nella scuola ti insegnano ad essere settoriali, quindi non ti insegnano più come una volta la geografia turistica, la storia, così. Ti insegnano delle materie solo per i segmenti. E quindi quello che ha detto l'altro ospite parlando dei libri, bisogna creare nelle persone un interesse, ma un interesse che vada al di là del proprio orticello. E io ricordo che gli insegnanti di una volta ti parlavano dei romani, ma ti creavano un interesse tale che non vedevi l'ora di andare a casa e leggevi il libro, tutta la storia dei romani. Oggi come oggi non sanno neanche quali sono i 7 re di Roma, i ragazzi di adesso, quindi la scuola sotto questo punto di vista è molto decaduta e ragionando in maniera settoriale non riesci ad avere una visione ampia delle cose
e queste sono delle preoccupazioni per il futuro che non mi fanno vedere proprio un bel futuro roseo se non cambiamo un po' strategia. Eppure, Fabio Brussi, questi premi letterari sono molto frequentati, ecco, veramente vedi che ci sono le persone che amano partecipare a vivere questi premi. Perché se ne fanno così pochi? Pochi? Non si conoscono, vedi l'informazione. Io devo essere addetto ai lavori, se no non lo so. Non c'è che ci sia tutta questa informazione anche all'interno delle scuole, per questo dico, di queste importanti premiazioni. Non c'è. Se il ragazzo vuole sapere, a scuola non sa che c'è. Ecco, secondo te anche questa informazione all'interno della scuola per questi premi letterari molto importanti, sono la storia del tuo paese, del tuo territorio e non solo. Una nazione che sta diventando multietnica, conoscere. Cosa vuoi dire? Come mai non c'è? Allora, i premi letterari ce ne sono tanti, per argomenti c'è narrativa, c'è poesia, c'è saggistica, c'è giornalismo, i premi letterari ci sono. Faccio solo un accenno alla scuola, poi non voglio fare polemica e la chiudiamo lì. La scuola, così come è strutturata, non è una scuola che forma teste pensanti, è una scuola che forma gente che deve obbedire, che deve lavorare e basta. Dal mio punto di vista, deve sempre più settoriale, sempre più specialistica, sempre meno aperta a 360 gradi. Poi c'è il limite che quest'anno sono in terza media, seconda superiore, l'argomento è questo, per cui non affrontano cose che vanno all'esterno dell'argomento. Sbagliatissimo. So di una classe che è andata in gita a Torino ed è sono andata a vedere alcune cose. A Torino c'è il secondo museo egizio più grande al mondo, dopo quello del Cairo. Non sono andati a vederlo perché gli egiziani non fanno parte del programma temporale che stanno affrontando loro. Sono andati al museo dell'automobile, non quello dell'Egitto. Alex da Spregiano, questa la dice lunga. Vai Alex. Pronto? Alex? Non lo sento. Allora sì, però Fabio Brussi è come il mondo del volontariato. Noi siamo 7.500 associazioni di volontariato, siamo tanti. Tantissime. Però poi troviamo la persona morta in casa perché non riusciamo ad arrivare. E così vale anche per il ragazzo, se non sa. E lui è curioso invece di capire, dicono, e torniamo ai premi letterari. Siete tanti, ma se non si sa, lo sanno solo gli addetti ai lavori e chi vede i giovani ne vedo pochi, devo dire la verità, molto dobbiamo affrontare l'argomento da due punti di vista. Il primo che i premi letterari sono fatti per uso e funzione degli editori, che grazie ai premi letterari possono poi mettere la fascetta, ha vinto il premio Bancarella piuttosto che Campiella, piuttosto quel che è, e questo aumenta le vendite. Per cui c'è anche una giostra di suddivisione, che l'anno vinco io, l'anno dopo vinci tu, insomma non è tutto proprio trasparentissimo. Adesso mi denunceranno probabilmente, però insomma mi sembra che è una cosa, non è proprio tutto così bello, chiaro, limpido. Vabbè, ma a parte questo, vengono fatti per cui finalizzate a queste. Sarebbe interessante che ne parlassero anche a scuola. C'è questo premio che sia narrativa, che sia saggistica, affrontarlo, sapere che esiste, tra 20-30 ragazzi che hanno una classe, magari uno o due dice che bello, poi guarda a vedere cosa dice questo. Incuriosisce. Ma ne salviamo uno. Dobbiamo anche incuriosirli, sti ragazzi, assolutamente. non hanno voglia, cerchiamo però di dare anche dei giochi e vedere quale gioco prendono. Alex, abbiamo recuperato Alex, prego. Sì, buongiorno. Buongiorno. Volevo esprimere intanto a dire al signor Brussi che quello che dice è molto intelligente e molto valido, perché la lettura, il libro, la scoperta di quello che è un universo che ti si apre quando leggi, non c'è paragone rispetto a tutti i fattori multimediali che esistono, tutti i supplementi e così via. Quindi la sua idea, questa cosa della scuola, questa cosa di interessare i ragazzi e portarli a leggere di più quello che non fanno più, perché oramai si fa tutto con le faccine e contenuti già scritti, già pensati da altri, mentre quello che è la narrativa, l'invenzione, la scoperta, quello che un libro ti può regalare non ha uguali. È questo che bisogna portare le persone a guardare, i ragazzi. Se no torniamo al famoso discorso di quel famoso analfabetismo che c'era una volta,
Oggi non c'è questo analfabetismo, ma c'è un analfabetismo della lettura, e quindi io sono d'accordissimo con lui e credo che abbia avuto un'idea geniale. Dovrebbe essere seguita questa cosa qua, da tutte le strutture, da tutto quello che può essere importante e interessante. La lettura è eccezionale. Grazie veramente Alex per questa telefonata. Allora Brini, io direi anche che sarebbe bello che dove ci sono questi chioschi nella spiaggia, queste strutture, di mettere un angolino, ma una piccola biblioteca. Ecco, si potrebbe anche pensare, perché io vedo che tante persone anche arrivano e mi telefonano dicendomi ho tanti libri, ecco, anche secondo me dar via i libri è una cosa terribile, ma non importa, bisogna dirlo. Ecco, collocarli invece nei posti giusti. Poi sentiremo anche Fabio Brussi cosa ne pensa. Ecco, nelle spiagge dove c'è tanto tempo. Perché ho provato, io un po' ho sempre i libri e li scambio e vedo che la gente ha piacere di scambiare questo libro. Io l'ho già letto, intanto rimango qua, leggilo anche tu. Forse bisogna un po' stimolare anche questa lettura anche nelle spiagge. Cosa dice Brini? Negli uffici spiaggia della Legnano Salvadoro Gestioni c'è già questo, c'è un cesto dove la gente porta giornali e libri e poi uno lo prende, lo legge, lo rimette giù, ne porta di nuovi, quindi questa cosa viene fatta, ma è quello che vorrei fare una parentesi, complimenti all'ospite Fabio, perché quello che sta dicendo è una cosa, secondo me, verissima, e aggiungerei ancora una cosa, una volta si imparava le poesie a memoria, adesso non imparano niente, quindi non hanno neanche memoria i ragazzi. Ma ritornando ai libri alla spiaggia, dico che il momento più bello in spiaggia è quando vai a fare il bagno e poi quando ti metti sotto l'ombrellone a leggere un libro. Io credo che non ci sia miglior modo di rilassarsi che leggere un bel libro in spiaggia. E poi il profumo e il sapore della carta, il toccarla manualmente, credo che neanche Mastercard si può dare quelle sensazioni lì. Però Brini, visto che lei ha detto c'è un punto, siccome dobbiamo stimolare perché siamo diventati di una pigrizia unica, magari fare più punti, proprio di cercare di vedere, anche poi di capire come funziona, perché io vedo anche tanta gente annoiata, seduta, ore e ore che non si muovono sullo sdraio, eppure cercare anche di stimolare la lettura. Come si può stimolare la lettura, Fabio Brussi? Stimolare la lettura? Allora, partendo da 0 a 30 anni o 40 anni è difficile. Mantenendo un interesse da 8, 7, 10, 15, 30, allora se c'è un filo conduttore è molto più facile. Poi libri, esistono poi i famosi libri da spiaggia, che va benissimo anche se sono storielle, sono romanzetti, l'importante è leggere, perché qualcosa dentro c'è sempre, perché chi l'ha scritto probabilmente avrà letto qualcos'altro e magari glielo mette dentro. Allora questo può essere di spunto per andare a cercare qualcosa di nuovo, di approfondimento. Volevo anche rilacciarmi un attimo a quanto diceva delle faccine, del linguaggio. Infatti è vero, adesso io vedo anche i miei figli che comunicano, fanno tanti emoji, tante queste cose qua, però si devono formulare un discorso, dire una cosa, se sono poveri, hanno un linguaggio arido. Vediamo, basta vedere, andare a ritroso, perché la storia, è vero che la storia insegna, ma insegna che non insegna nulla, perché gli errori sono sempre gli stessi. I romani e i greci, ad esempio. I greci hanno sviluppato un pensiero filosofico, avevano, adesso dico un numero, ma non vorrei essere mentire, ma soltanto per rendere un'idea, usavano 40.000 parole, i romani 4.000. Infatti i romani non hanno un pensiero filosofico autonomo, i greci l'hanno sviluppato, per cui attraverso l'uso delle parole ricercate si sviluppa il pensiero, adesso il pensiero la persona cresce, matura e matura anche la società, evidentemente, perché se una persona è tale da maturare, capisce che il bene pubblico è una cosa che va affrontata e va difeso. Se è abbandonata a se stessi, dice chi se ne frega, questo non è mio, lo rompo. Senti Fabio Brussi, prima abbiamo iniziato proprio leggendo sul tuo cellulare questo piccolo articolo per far capire l'importanza di conoscere la storia, ma secondo te se un ragazzo chiede cos'è un esule,
sanno rispondere a questa domanda? Cos'è un esule? Oggi vanno in giro per strada e possono pensare che gli esuli siano quelli. In realtà no, non lo sanno. Cioè, possono capire esule perché se ne va via. Già la parola esule comunque penso che sia un po'. Già immigrato lo capiscono di più, ma esule non la capiscono. Per questo ti ho fatto questa domanda. Perché l'immigrato lo capiscono perché si parla tanto di immigrati. Però esule è un'altra cosa, un'altra valenza l'esule che non l'immigrato. Sentiamo Massimo Brini perché sono proprio in chiusura. Secondo lei conoscono queste parole o anche l'importanza della parola, del significato di quella parola si sta dimenticando? Ecco, non si riesce più a capire veramente dove inizia la fine del mondo fra poco, perché no, veramente non si riesce più a capire. Prego Brini. Purtroppo no, non capiscono tante parole e io lo vedo quando vengono i ragazzi a fare stage, che arrivano dalle scuole, ma dalla quarta, quinta superiore, dove in qualche caso non sanno neanche quali sono le province della loro regione, quindi è veramente molto difficile. Poi per quanto riguarda le informazioni, faccio solo sempre l'esempio di Lignano, non voglio toccare le località, ma noi stampiamo 90.000 locandine ogni 15 giorni per le manifestazioni che facciamo a Lignano e poi la gente dice ma non sapevo che c'era quella manifestazione. Bisognerebbe anche leggere, perché non puoi dare l'informazione di andare a vedere l'informazione, uno deve anche un pochettino muoversi. Grazie veramente a Massimo Brini, delegato al turismo e polizia locale di Lignano Sabbiadoro. Grazie di essere stato con noi, grazie all'editore Fabio Brussi, è sempre un piacere ospitare e sentire questo profumo dei libri antichi che Fabio cerca di trasmettere. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Orata al forno con patate. Giulio Cesare, Dante Alighieri, Giotto, Leonardo non seppero mai quanto fossero buoni il purè di patate e le patatine fritte. La patata sbarcò infatti in Europa soltanto nel 1569. Ingredienti per 4 persone. 2 orate pulite da 400 grammi l'una. 3-4 patate sbucciate e tagliate a pezzi. Un porro a fette, rosmarino, mezzo limone, 2 spicchi d'aglio, un ciuffo di prezzemolo, olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Introducete nel ventre di ciascuna orata un pizzico di rosmarino tritato, una fettina di limone, uno spicchio d'aglio, poco sale, un pizzico di pepe e prezzemolo. Distendete le patate e i porri in una teglia da forno unta con un cucchiaio di olio. Spolverate di sale e pepe e mettete ad appassire in forno caldo a calore moderato. Dopo una decina di minuti adagiate i pesci, unti d'olio, sul letto di patate e porri. E lasciate cuocere una ventina di minuti, girandoli a metà cottura. Disponete le orate nei piatti di portata. Guarnite con porri e patate, uno spicchio di limone e un ciuffo di prezzemolo. E buon appetito!